Prova, prova. Pare che si senta bene. La mia voce bella squillante.
Noi volendo possiamo, scusami, chiedo al nostro tecnico, possiamo iniziare con la registrazione, sì. In realtà mancherebbero pochi minuti al nostro quarto d'ora accademico, però visto che abbiamo un programma un po' nutrito, io direi di iniziare, anche perché credo che sarà necessario lasciare un po' di spazio per le domande in chiusura e anzi su questo vi chiederei di fare i bravi, va bene? Quindi cerchiamo, siccome l'evento oggi è registrato, è in diretta streaming, se noi interrompiamo la relazione con le domande, a casa non capiscono niente e comunque anche a beneficio futuro di chi volesse andare a riaccedere alla registrazione non si capisce nulla. In realtà credo che tra l'altro per il tipo di temi che andiamo a trattare forse avere prima una panoramica completa della normativa e riservare le domande alla fine sia anche meglio proprio per voi per capire concettualmente quello che dovremo andare a fare. Quindi io direi ovviamente per non perdere il filo e distrarre l'attenzione da quello che dobbiamo insomma dirci oggi, se avete un quesito vi chiedo magari di annotarvelo, che così proprio lo tenete da parte e alla fine senza nessun problema fino alle 7:30 possiamo star qui, io rispondo alle domande qui fino alle 7:30, se non fosse sufficiente casomai ci trasferiamo in piazza ma vediamo di rispondere comunque alle domande di tutti lo stesso, quindi non c'è nessun problema. Allora, intanto buonasera a tutti, io per chi non mi conosce mi chiamo Barbara Rizzato, sono dottore commercialista a Padova, consulente fiscale dell'Ordine degli Psicologi. Stasera siamo qui a parlare del nuovo regolamento comunitario in materia di privacy, abbiamo fatto un evento analogo alla fine del 2003, era il dicembre del 2003, era anche quello, devo dire la verità, molto partecipato, quando è entrato in vigore il codice sulla privacy che oggi insomma stiamo un pochettino alla volta abbandonando. Sono passati 15 anni e adesso non dico che ricominciamo tutto da capo, però insomma prendiamo le misure con le novità che sono state introdotte a livello comunitario. Due così indicazioni proprio molto pragmatiche. Allora, quello che oggi noi andremo a dire, cerchiamo di fare un po' una carrellata sulle novità. Io a beneficio di quella che sarà l'esigenza dell'utenza maggioritaria qua dentro, cioè lo psicologo, tendenzialmente lo psicologo clinico che ha uno studio destrutturato, nel senso che comunque bene o male lavora da solo, non ha dipendenti e quindi il trattamento dei dati è concentrato su se stesso, però parleremo quindi fondamentalmente di questa fattispecie che è quella che sicuramente interessa la maggior parte di voi, però ovviamente per non abbandonare a se stessi quelli che invece magari hanno esigenze diverse andiamo a fare una panoramica un pochettino più ampia e più completa. Per consentirvi di comunque focalizzare l'attenzione nel modo migliore possibile sulle cose di vostro interesse, io sono ricorso a un piccolo stratagemma, cioè nelle slide ho messo in colore blu, diciamo blu scuro, tutte le cose che possono interessare, che anzi non ci si può perdere di attenzione per gli psicologi con il loro studio monoprofessionale e lasciando in nero insomma diciamo le cose un pochettino più di contorno che diventano più cultura generale per la maggior parte e magari invece problemi più pratici e pragmatici per altri. Tutto quello che oggi io dico e che vedremo insieme nelle slide verrà pubblicato sul sito dell'Ordine. Metteremo a disposizione non solo le slide che io oggi vi presento, ma anche del materiale. Sicuramente quello che sarà di maggior rilevanza per voi tutti sarà il nuovo format dell'informativa e consenso da far firmare al paziente e la nomina di eventuali soggetti responsabili del trattamento. Ci saranno poi altri format che sono stati comunque predisposti dallo studio di consulenza legale dell'Ordine a cui fa capo l'Avvocato Corbo e quindi troverete nel sito appunto entrambe cioè tutto il materiale, non solo
solo appunto le slide, ma anche proprio concretamente quello che è le bozze, le proposte di materiale che potete personalizzare e adattare alla vostra situazione concreta per poter essere autonomi, diciamo così, nella gestione degli adempimenti e delle novità di cui oggi parliamo. Allora, innanzitutto, credo che sì, si nota la differenza di colore, quindi vedete già qua, capite quello che ho voluto in qualche modo fare, cioè dire mettiamo in blu le cose sulle quali non ci possiamo distrarre, tutto il resto, insomma, non dico che ci potete dormire sopra, però vi potete rilassare un attimino, va bene? Allora, la normativa di riferimento oggi è ancora il decreto legislativo 196 del 2003, perché comunque è ancora vigente e non è che il 25 maggio va abrogato, perché se guardiamo che cosa dice il regolamento comunitario semplicemente quando è entrato in vigore, quando è stato approvato, ha demandato la sua entrata in vigore al 25 maggio del 2018, dicendo però che nei 2 anni durante i quali ci sarebbero dovuti essere dei lavori incessanti da parte dei vari stati, ogni Stato membro avrebbe potuto adeguare la propria normativa interna e in difetto la normativa interna dello Stato italiano, e quindi in questo caso il 196, che è l'unica norma di riferimento che oggi ancora abbiamo, sarebbe stata tutt'al più abrogata implicitamente nelle parti in contrasto con il regolamento comunitario. Quindi vuol dire che oggi, non avendo un altro decreto, perché uno schema di decreto è stato approvato ma non è stato approvato, è stato redatto ma è solo in bozza e manca ancora la sua pubblicazione e probabilmente ci vorranno almeno altri 6 mesi prima che venga approvato. Quindi in attesa di questo decreto noi dobbiamo fare riferimento oggi al 196 e al regolamento comunitario. Il regolamento comunitario in realtà in primis, perché tutto quello che dice il regolamento comunitario è normativa sovraordinata anche rispetto al 196, quindi se ci sono delle confliggenze prevale il regolamento comunitario. Ovviamente nel momento in cui lo schema di decreto che oggi è in bozza andrà approvato, faremo in modo di fare un piccolo check per verificare se ci sono delle cose da integrare che magari invece richiedono delle indicazioni, di dare delle indicazioni diverse rispetto a quelle che stasera io invece vi do. Ciò premesso, dobbiamo considerare che il 25 maggio non succede niente di trascendentale, non casca il mondo, anche se non siamo proprio a posto, non succede, non è che adesso ci piomba il garante della privacy il giorno 25 maggio in studio e ci fa una verifica a tappeto per vedere se siamo a posto o no con la privacy, semplicemente il 25 maggio sarà un punto di partenza, quindi cerchiamo di fattivamente mettere a posto già le cose che oggi possiamo mettere a posto grazie al regolamento comunitario, sapendo che poi magari ci saranno alcune cose da aggiustare in itinere in funzione di quello che sarà il decreto italiano di recepimento. Quindi diciamo che è appunto un punto di partenza e non un punto di arrivo. Qual è il percorso che il regolamento comunitario detta e che conduce all'adeguamento? Allora, innanzitutto ci viene richiesto di fare una mappatura dei dati e dei tipi di trattamenti di dati che poniamo in essere. Dobbiamo poi andare a fare un'individuazione dei rischi che incombono sui dati, quindi tutti i rischi che possono riguardare una cattiva conservazione, una cattiva gestione dei dati e l'eventuale predisposizione di quella che viene chiamata da regolamento come valutazione di impatto. Però questo diciamo che è una cosa che lo vedremo meglio dopo, di solito viene richiesta quando ci sono condizioni particolari, rischi particolarmente elevati nella eventuale perdita o distruzione o diffusione accidentale di dati, quindi insomma tutto sommato negli studi monoprofessionali è un aspetto che possiamo tenere in secondo piano. Andrà poi fatta la mappatura dei soggetti da autorizzare, quindi gli incaricati, i vecchi incaricati del trattamento o ai quali conferire nomine specifiche di natura contrattuale, i cosiddetti soggetti responsabili. Allora su questo ovviamente adesso su ognuno di questi punti apriremo dei capitoli e degli approfondimenti, però vi anticipo un concetto perché forse è una delle novità più di rilievo del regolamento comunitario.
Con il vecchio 196 noi eravamo abituati a ragionare che sì, vabbè, insomma, poteva esserci qualche soggetto incaricato al trattamento, i responsabili, insomma, eravamo responsabili noi come titolari, però insomma era difficile che ci fosse la nomina di un soggetto responsabile, a meno che non fossimo all'interno di una struttura complessa con più uffici, più aree di competenza, e quindi poteva capitare. In realtà il regolamento comunitario oggi dice una cosa diversa, dice che tutti coloro che trattano i dati per conto del titolare, ma in autonomia, quindi diciamo come soggetti esterni allo studio, sono responsabili del trattamento, non sono più incaricati, ma sono responsabili. Responsabili vuol dire che, siccome hanno effettivamente una responsabilità anche da un punto di vista sanzionatorio, non possiamo più conferirgli semplicemente un incarico unilaterale, ma dobbiamo invece fare un contratto, cioè fargli una nomina che richiede accettazione, quindi diventa necessariamente un contratto. Allora questo è ovvio che è vero per chi con il suo studio deve fare la nomina di un responsabile esterno, e faccio un esempio per tutti, il commercialista è un soggetto responsabile, per esempio, perché gli consegnate le fatture dei vostri pazienti, quindi andrà fatta una nomina come responsabile al commercialista, che prima magari ce l'aveva come incaricato. Ma oltre a questo sarà da valutare l'altro, diciamo, vedere la situazione dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi eventualmente struttura complessa incarica uno psicologo di essere responsabile a sua volta, perché anche qui facciamo l'esempio classico, se pensiamo al classico poliambulatorio che ha una fattura direttamente le prestazioni ai pazienti, ma incarica lo psicologo di seguire quei pazienti, fino all'altro giorno dicevamo, beh vabbè, lo psicologo è un incaricato, quindi ha una responsabilità molto ridotta ai fini privacy, oggi quello psicologo è un responsabile del trattamento, quindi anche qui andranno viste effettivamente le nomine di natura contrattuale come vengono fatte, e anche insomma un po' bisogna preoccuparsi un po' dei contenuti, perché diventa una responsabilità civile e amministrativa assolutamente significativa. Sul penale non ci siamo ancora arrivati perché stiamo aspettando che il decreto definisca, perché il regolamento comunitario non parla di sanzioni penali in materia di privacy, dice se gli Stati membri riterranno di introdurle, le introdurranno, però ad oggi non è dato di sapere che cosa succederà. Altro punto, iniziative, altro punto del nostro percorso di adeguamento, iniziative connesse all'informativa, al consenso e all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo mettere mani ai documenti che stiamo attualmente facendo firmare ai pazienti, sia per l'informativa che per il consenso. E poi un altro aspetto che in realtà è più fattuale, no? che documentale, cioè bisogna individuare quelle che il regolamento chiama le misure sufficienti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non si parla più di misure minime censite testualmente come era prima nel 196, ma di misure sufficienti, e chi valuta se sono sufficienti o meno? Voi, il titolare del trattamento dei dati, deve valutare se sono sufficienti allo scopo. Ma ancora il nostro percorso va oltre e dice: è necessario fare una programmazione sistematica di verifiche periodiche dell'efficacia delle misure adottate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è che oggi mi sono strutturato i fini privacy e sono a posto per sempre. Di fatto può essere anche che cambino le modalità di trattamento, che cambino gli strumenti che utilizzo, magari utilizzo una tecnologia diversa da quella che utilizzavo una volta, o magari non la usavo ed inizio ad usarla. E allora devo ovviamente ogni volta riponderare se le iniziative che avevo assunto a suo tempo sono ancora valide o vanno invece integrate. Devo poi preoccuparmi anche della formazione degli operatori, quindi di tutti quelli che io incarico o responsabilizzo, no? ai fini del trattamento dei dati dei miei pazienti, e devo programmare un'attività di vigilanza costante. E anche qui eventualmente nominare un DPO, che è una nuova figura, il Data Protection Officer, è una nuova figura censita dal regolamento comunitario, che però francamente negli studi monoprofessionali di solito non si nomina affatto.
La realizzazione di questo percorso in realtà va comprovata fondamentalmente dalla documentazione che noi abbiamo, quindi le informative, le nomine, i contratti, e in realtà potenzialmente, anche se in via facoltativa, vedremo in che casi invece magari va effettivamente comunque fatto, il cosiddetto registro dei trattamenti, però su questo torniamo successivamente. Allora veniamo al nostro primo step, abbiamo detto la mappatura dei dati. Quali sono i dati di cui dobbiamo preoccuparci? Cosa sono i dati personali? Allora, i dati personali, che ovviamente possono essere trattati nel vostro ambito professionale, sono i dati identificativi, quindi nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numeri di telefono, di contatto e via dicendo, e i dati sensibili che, con un termine un pochettino nuovo, il regolamento comunitario non chiama più sensibili ma chiama particolari. Però insomma stiamo parlando degli stessi dati, sono dati sensibili, sappiamo ormai, e questo rimane vero come era previsto dal 196, i dati relativi alla salute, alla sfera psichica, alle convinzioni politiche e religiose, all'etnia, e quindi diciamo qui non è cambiato assolutamente niente, quindi sicuramente voi vi trovate a dover trattare sia dati identificativi che dati sensibili. Una piccola menzione sui dati anonimi merita di essere fatta perché i dati anonimi non sono soggetti a tutela. È ovvio che se non sono riconducibili a nessuna persona in particolare, i dati anonimi vuol dire che non hanno bisogno di precauzioni particolari ai fini privacy. Quindi questo può essere interessante nel momento in cui, per esempio, io vado a gestire un servizio di sportello ascolto dove non c'è raccolta dei dati identificativi delle persone, quindi di fatto non sono persone identificabili, è magari uno sportello di sostegno come può capitare in qualche associazione di volontariato o situazioni di questo tipo, quelli se sono dati anonimi di fatto non devono essere gestiti ai fini privacy. Per stare comunque sempre diciamo così, sul fronte dei dati anonimi, mi piace in qualche modo anticiparvi questo concetto che è quello della pseudonimizzazione, cioè il fatto di creare degli pseudonimi, tanto per capirci. Perché? Perché questo è un dato previsto dal regolamento comunitario e il regolamento comunitario in realtà che cosa ci dice? Ci dice che nel momento in cui io vado a compiere delle operazioni di trattamento di dati che in origine erano effettivamente riconducibili ad una persona, ma di fatto quei dati diventano in qualche modo anonimi perché io compio un'operazione tale per cui senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive non è più possibile risalire a quel soggetto, ho fatto un'operazione che sicuramente è molto tutelante ai fini privacy ed è un'operazione che secondo me potrebbe aiutarci a risolvere un problema che vi anticipo, sul quale poi comunque torniamo. E qual è? È che il regolamento comunitario ci dice, tra le varie novità veramente rilevanti, che noi dobbiamo indicare nell'informativa per quanto tempo andremo a fare il trattamento dei dati. Non possiamo avere un trattamento senza scadenza, quindi dobbiamo limitarlo nel tempo. Allora è ovvio che la limitazione può essere legata alla finalità per cui quei dati mi vengono conferiti. Allora è ovvio che se io sono uno psicologo clinico e il paziente si rivolge a me per avere un aiuto di tipo terapeutico, io posso inserire nell'informativa che comunque i suoi dati saranno trattati fino a che lui non avrà più bisogno di me, starà meglio e non verrà più da me. Benissimo. È una data aperta, però stabilito un criterio, questo lo posso fare. Il problema qual è? È che in quel momento cessa il trattamento perché cessa la prestazione professionale. Come cessa il trattamento, io dovrei, da un punto di vista privacy, distruggere i dati di quel paziente. Questa cosa ovviamente si concilia male con quello che invece prevede il vostro codice deontologico, che dice che invece i dati vanno conservati per almeno 5 anni dopo la cessazione della prestazione professionale, la conclusione del percorso professionale.
E quindi cosa si fa? Io dico una soluzione potrebbe effettivamente essere quella di ricorrere a questo strumento, questo tipo di trattamento, la pseudonimizzazione. Quindi rendo quei dati in realtà, una volta cessato il trattamento, non più direttamente riconducibili al paziente, se non andando a decodificarli in un modo che ovviamente solo io come titolare del trattamento so fare, insomma. Quindi questa potrebbe essere sicuramente una cosa che ci torna utile. Ma al di là di quali dei dati che abbiamo visto da un punto di vista oggettivo sono oggetto di trattamento e quindi anche di interesse per la nostra giornata di oggi, dobbiamo anche andare a affrontare il problema sotto il profilo soggettivo, quindi capire a chi sono relativi questi dati per vedere effettivamente che cosa dice da questo punto di vista il regolamento comunitario. Allora, in realtà sono soggetti a tutela solo i dati delle persone fisiche, quindi la privacy per le persone giuridiche non esiste. Non esiste la privacy per società, associazioni, enti di qualsivoglia natura. La privacy è solo quella delle persone fisiche, le uniche a essere tutelate da questo punto di vista. Quindi nei confronti degli altri soggetti non ci sono obblighi di sorta dal punto di vista privacy. E quando entra in gioco la normativa del regolamento comunitario, quando trattiamo dati di persone fisiche che sono o oggetto di trattamenti automatizzati, quindi vuol dire anche inseriti in banche dati, in siti e via dicendo, oppure contenuti in un archivio. L'archivio è ovvio che qualunque tipo di raccolta di dati può essere un archivio più o meno ordinato, più o meno organizzato, però i dati dei vostri pazienti sono sicuramente contenuti in un archivio. Non stiamo a pensare ovviamente al classificatore, pensiamo al fatto che effettivamente c'è una raccolta di tutti questi dati, quindi sicuramente nel vostro caso i dati dei vostri pazienti. Cos'è che viene definito come operazione di trattamento? Qui la definizione in realtà è molto simile a quella che è prevista dal nostro 196, quindi diciamo che si parla di qualsiasi operazione svolta manualmente o in modo automatizzato che riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, insomma di qualunque tipo di dato che io ho a disposizione. Quindi su questo diciamo che in realtà non è cambiato nulla. Attenzione perché tante volte mi si dice ma io tutto sommato non faccio raccolta di dati perché tengo tutto nella mia testa. È ovvio che non può essere, nel senso che anche se volessimo dare per scontato che sia effettivamente così, allora diciamo che l'archivio organizzato è nella propria testa, però c'è un archivio, c'è una raccolta di dati e comunque in ogni caso quantomeno i dati identificativi da qualche parte li ho scritti perché ho dovuto fare una parcella, voglio dire, quindi non è una soluzione quella di dire non scrivo e quindi di fatto non faccio trattamento. Il trattamento inizia nel momento in cui instauro un colloquio con una persona che mi racconta delle cose di sé, sto già facendo raccolta di dati anche se non la sto annotando. Principi base del trattamento: il trattamento deve essere lecito, corretto, trasparente, le finalità devono essere determinate ed esplicite, quindi devo scrivere nell'informativa, ma questo lo facevo anche prima, perché chiedo e raccolgo questi dati e qual è lo scopo del trattamento. Devo prestare attenzione ad una cosa però: se io per caso quei dati un domani li voglio utilizzare per uno scopo diverso per il quale il consenso mi è stato prestato, cambia la finalità e l'informativa originaria non va più bene, perché il consenso oggi è prestato per quella finalità specifica indicata nell'informativa originale. Quindi devo necessariamente andare eventualmente a integrare l'informativa, a modificarla, a chiederne a formularne una nuova con delle finalità nuove. Uno dice ma che dice questa? Allora
faccio un esempio perché così ci capiamo. Se voi avete una serie di pazienti che magari sono sensibili a una determinata tematica e voi organizzate dei seminari su quella tematica anche, no? Quindi avete il paziente in cura, però quando fate i seminari gli mandate una mail e gli dite guarda che c'è anche questo seminario, che cosa avete scritto nell'informativa, che i suoi dati sono raccolti ai fini della terapia individuale che ha con voi o che sono raccolti anche a scopo di promuovere attività seminariali, di mandare informative rispetto ad altre attività che state facendo. Cioè, in realtà questo è diverso, quindi bisognerebbe che voi raccoglieste un'informativa specifica per un'attività e per l'altra. Non è che quella per il trattamento va bene, per il trattamento terapeutico, per capirci, va bene per tutto. Nasce poi il principio, invece questo è un principio nuovo, della minimizzazione dei dati che devono essere pertinenti rispetto alle finalità del trattamento, quindi non posso raccogliere dati che di fatto non servono per il tipo di prestazione professionale che sono chiamato a svolgere. Attenzione poi perché io devo anche tra l'altro garantire all'interessato che tratto dati corretti, che li registro correttamente, che quindi sono esatti, e se per caso cambiano nel tempo, ma cambia banalmente anche semplicemente l'indirizzo di casa, io procedo al loro aggiornamento e non conservo quindi dati vecchi. C'è poi il principio, ma questo ve lo anticipavo prima, che viene introdotto dal GDPR, della limitazione nel tempo, quindi il dato può essere trattato fin tanto che è necessario per le finalità contenute nell'informativa, non di più, dopodiché io devo poterlo eliminare oppure trovare quelle soluzioni, diciamo così, che ipotizzavamo prima per la conservazione nei 5 anni seguenti. E poi ovviamente il trattamento deve in qualche modo garantire integrità dei dati, quindi il fatto che loro non vadano persi, distrutti anche in via del tutto accidentale, e la riservatezza. Il regolamento comunitario poi introduce un concetto nuovo, quello della base giuridica del trattamento. Cosa vuol dire questo? Cioè, quali sono le ragioni giuridiche che ci consentono di trattare dei dati personali di terzi? In realtà le basi giuridiche nel vostro caso, perché in realtà ce ne sono anche delle altre, ma insomma io ho pensato che questa sera potevamo risparmiarcele, sono fondamentalmente 3. L'esecuzione di un contratto, l'adempimento di un obbligo di legge o il consenso dell'interessato. Quindi io posso trattare i dati o con il consenso esplicito e allora lì vado tranquillo, non ho nessun tipo di problema, oppure anche semplicemente senza consenso perché devo porre in essere un adempimento di legge. E vi faccio un esempio che così capite subito la differenza, un esempio che vi è sicuramente noto. Se io faccio la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, è un obbligo di legge, io non devo chiedere il consenso, poi il paziente si potrà opporre, però di fatto io non gli devo chiedere il consenso, è un obbligo di legge che mi impone di mandar via quei dati. Quindi qui la base giuridica di quella trasmissione di dati, di quel trattamento, è la legge e non il consenso dell'interessato. Oppure l'esecuzione di un contratto. Allora anche qui facciamo un esempio. Se io ho dato mandato ad uno studio commercialista di seguire la mia contabilità e i miei adempimenti fiscali, gli consegno i miei dati personali e quanto ai miei dati personali in realtà non c'è bisogno di un mio consenso esplicito per il trattamento da parte dello studio, perché il trattamento nasce da un obbligo contrattuale. Nel vostro caso voi questo obbligo contrattuale che pur avete nei confronti del vostro paziente non è sufficiente dal punto di vista per legittimarvi al trattamento dei dati. Perché? Perché il commercialista tratta dati personali, voi trattate dati sensibili. Quindi la differenza sostanziale è sulla tipologia di dati. Il dato sensibile per essere trattato richiede un consenso esplicito. Senza consenso non è possibile procedere al trattamento. Quindi anche su questo adesso comunque ci torneremo diffusamente in un secondo momento.
La mappatura dei dati quindi l'abbiamo bene o male già fatta, abbiamo capito, insomma sostanzialmente se vogliamo proprio riassumere possiamo dire dati identificativi, dati personali, abbiamo capito che i dati anonimi tutto sommato sono un po' o quelli pseudonimizzati che in qualche modo non sono anonimi ma quasi, ci aiutano nella gestione degli adempimenti privacy. Passiamo oltre e andiamo a esaminare invece quali sono i soggetti del trattamento, cioè quali sono le persone che attivamente oppure anche in via riflessa effettivamente sono interessate dal trattamento. Allora, il primo di tutti è l'interessato. E chi è l'interessato? Il paziente, no? Quindi il paziente interessato vuol dire, abbiamo detto la persona fisica, ricordiamocelo. Allora, perdonatemi, io ovviamente parlo di paziente, ma potrebbe essere non un paziente, ma una persona fisica con la quale voi entrate in contatto e che vi ha conferito un mandato professionale perché non fate attività clinica ma vi occupate di altro. Però se per esempio è una persona che vi conferisce un incarico per un'attività, un percorso formativo per esempio, non sarà un paziente ma ha le stesse garanzie da un punto di vista di tutela privacy. Se è un ente di formazione, della privacy proprio non ci interessa assolutamente nulla, d'accordo? Quindi interessato, abbiamo detto, la persona fisica che sia identificata, perché lei sia identificata o identificabile anche tramite informazioni indirette che acquisiamo sul suo conto, quindi comunque alla fine che ci consentano di risalire alla sua identità. C'è poi il titolare del trattamento. Chi è il titolare del trattamento? Beh, fondamentalmente voi, no? Il professionista, la persona fisica, ma potrebbe essere in questo caso anche una persona giuridica, se pensiamo invece a realtà strutturate, quindi ad enti, a poliambulatori, ad associazioni, a società tra professionisti, quella è una persona giuridica, quindi titolare del trattamento dei dati degli interessati. Perché ne è titolare? Beh, perché ovviamente ha un rapporto contrattuale con loro e determina singolarmente o insieme ad altri le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quindi il perché li raccolgo, come devo organizzarli e quindi che cosa devo fare da un punto di vista di iniziative da assumere per garantire la riservatezza dei pazienti. Il GDPR parla spesso e volentieri di questo principio che è il principio dell'accountability. Allora, è ovvio che noi abbiamo a che fare con un regolamento comunitario, quindi abbiamo spesso delle citazioni dall'inglese che, se devo dire la verità, nel momento in cui andiamo a tradurle in italiano non so se suonano semplicemente male o se diventano poco significative nella loro traduzione, però diciamo che nella versione italiana l'accountability è stato tradotto come un principio di responsabilizzazione, che secondo me è una parola che non esiste neanche in italiano, la responsabilizzazione, perché la responsabilità è una roba, la responsabilizzazione, adesso non mi sono presa la briga di consultare il vocabolario, ma però diciamo che a noi ci interessa capire il principio. Quindi il concetto è, intanto, è titolare del trattamento chi ha potere decisionale sul trattamento di quei dati, cioè quindi chi decide che cosa si raccoglie, perché si raccoglie, come si organizzano il trattamento dei dati, quali sono le misure di sicurezza che dobbiamo adottare e anche quali sono le persone ai quali posso eventualmente affidare quei dati con consapevolezza, sapendo che comunque ho verificato la loro affidabilità nelle modalità che adotteranno per il trattamento dei dati. Il principio della accountability che cosa prevede? Prevede, in realtà, è un principio molto, molto ampio, molto vago, in realtà molto aperto, nel senso che il regolamento comunitario non mi dice che cosa concretamente devo fare per garantire l'integrità dei dati e la riservatezza dei dati. Mi dice che devo adottare misure sufficienti a garantire questo risultato e quindi rimette a me la valutazione di quali sono queste misure.
E mi dice anche che, siccome poi io comunque sono responsabile di eventuali perdite di dati accidentali, di intrusioni da parte di terzi e via dicendo, e quindi di trattamento non autorizzato dei dati, devo anche preoccuparmi di conferire delle deleghe alle persone giuste, tra virgolette, di formarle, di istruirle, di dare delle istruzioni rispetto alle modalità di trattamento, di controllare che il mio sistema organizzativo, da un punto di vista anche fattuale in studio, per capirci, sia adeguato a garantire la riservatezza. Quindi se uso un computer devo preoccuparmi ovviamente di tutte quelle che sono le procedure di sicurezza informatica, i nomi utenti, le password, i backup, gli aggiornamenti degli antivirus, eventualmente il firewall per le intrusioni esterne. E questo per quello che riguarda la parte informatica, però devo preoccuparmi per esempio anche di intrusioni che possono essere non venire dalla rete, quindi se io a un certo punto ho un furto in studio, se ho lasciato le cartelle cliniche dei pazienti sopra la scrivania e spariscono, è un problema, perché effettivamente non ho adottato forse le misure sufficienti per garantire che quei dati non andassero sottratti. E quindi che cosa vuol dire? È ovvio che non è che posso prevedere l'imprevedibile, però devo preoccuparmi di capire se il mio studio è ha i sistemi di sicurezza anche da un punto di vista dell'intrusione adeguati, se c'è un sistema di allarme, se c'è una porta blindata, se non c'è, chiudo a chiave in un posto dove non lascio la chiave sul cassetto, le cartelle cliniche. Cioè mi preoccupo proprio di tutte queste cose che sono molto pratiche, che non sono nulla di trascendentale, sulle quali però tante volte non ci si sofferma più di tanto, no? Se vado a fare delle commissioni in bicicletta, non dovrei mettere la bicicletta con nel portapacchi dietro la borsa con le schede cliniche delle cartelle cliniche dei pazienti, perché se mi portano via la borsa pensando di rubarmi il portafoglio, mi portano via i dati dei pazienti. Quindi lì risulta effettivamente una lesione della privacy che è data da una mia non sufficiente attenzione a questo principio della responsabilizzazione, dell'accountability, d'accordo? Quindi giusto per fare qualche esempio pratico. Il regolamento comunitario introduce poi un'altra figura oltre a quella del titolare, quella del contitolare. Questa proprio non esisteva. È stata prevista appunto dal GDPR. Secondo me semplicemente prima magari c'erano ipotesi in cui noi consideravamo che ci fossero due titolari del trattamento dei dati, ognuno aveva gli obblighi propri autonomi indipendenti dall'altro. Facciamo un esempio anche qui che magari è vicino al vostro ambito professionale. Se voi come psicologi avete una persona in cura che vi è stata mandata dal suo medico di base, è facile che magari col medico di base qualche scambio informativo su quella persona effettivamente ci sia o ci sia stato o ci debba essere in futuro. Una volta si diceva, sono due titolari del trattamento dei dati entrambi, perché il paziente è paziente sia del medico di base che dello psicologo, e quindi ognuno farà quello che deve fare autonomamente. Adesso in realtà questa cosa un pochettino si complica, se devo dire la verità, perché quello che prima potevamo gestire in questo modo dobbiamo un po' condividerlo, cioè la figura del contitolare prevede in realtà che ci sia un accordo interno tra i due titolari che disciplina cosa fa uno e che cosa fa l'altro e se ci sono delle interferenze rispetto all'attività di uno o dell'altro, anche se poi alla fine da un punto di vista di responsabilità sono entrambi responsabili a tutti gli effetti e tra l'altro il paziente potrà esercitare i suoi diritti come interessato al trattamento sia con uno che con l'altro nello stesso identico modo. Quindi, se devo dire la verità, secondo me questa nasce un po' come una complicazione più burocratica che altro. È anche vero che noi nel momento in cui continuiamo a fare come facevamo una volta, che abbiamo due titolari e ognuno si preoccupa per sé, credo che insomma grossi rischi di fatto non è che andiamo a correrli, se devo dirla tutta da un punto di vista molto concreto. Ma abbiamo parlato dell'interessato e del titolare del trattamento. La domanda che dobbiamo porci è: esistono soggetti diversi
dal titolare che effettuano operazioni di trattamento. Questa effettivamente è una cosa sulla quale ci dobbiamo interrogare, perché se esistono soggetti diversi che effettuano operazioni di trattamento, dobbiamo sicuramente fare un passaggio che è quello di andare a conferire, vi dicevo prima, delle nomine specifiche, quindi nomine in qualità di responsabili o di incaricati. Non è la stessa cosa una o l'altra, soprattutto sotto il profilo della responsabilità, perché il soggetto responsabile del trattamento condivide con il titolare le responsabilità, cosa che invece l'incaricato tutto sommato non fa. Quindi attenzione anche alla corretta individuazione della persona, se responsabile o se incaricato. Il responsabile chi può essere? In realtà può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, che in realtà tratta dati per conto del titolare e diciamo che di solito è un soggetto, lo facciamo per semplificare, no? Per capirci, per darvi gli strumenti per individuare quando parliamo di una persona piuttosto che dell'altra, si tratta di una persona di solito esterna alla struttura del titolare, perché ha una sua autonomia funzionale e quindi è anche normale, se ci pensate, che venga caricato di maggior responsabilità, perché il titolare farà fatica a vigilare sul suo operato, posto che non soggiace alla sua autorità, non gli è sottoposto, è in qualche modo un soggetto esterno, un consulente esterno, e quindi è normale che sia caricato questa persona di maggiori responsabilità rispetto al passato. Ragione per cui, come vi anticipavo prima, dovrà avere una nomina di natura contrattuale, quindi dobbiamo pensare ad un contratto dove andiamo a indicargli quali sono i compiti che ha e a riepilogare le istruzioni necessarie perché lui tratti i dati secondo le previsioni di regolamento, con un contenuto che è definito dall'articolo 28 del regolamento comunitario. Quindi abbiamo detto un contratto, vuol dire che implica accettazione, deve essere necessariamente a doppia firma e che voi potreste andare a conferire a soggetti terzi o ricevere voi invece come soggetto responsabile del trattamento negli esempi che facevamo poco fa. Potrebbe essere che il responsabile del trattamento a sua volta vada a nominare altri soggetti subresponsabili, però in questo caso non può farlo senza la preventiva autorizzazione del titolare. Quindi questo da un punto di vista di tutela per evitare ovviamente troppi passaggi che poi rendono difficoltoso anche l'individuazione delle responsabilità nel momento in cui ci fosse un'effettiva violazione dei dati personali. Ma quali sono gli obblighi che ha il responsabile? Il responsabile deve seguire le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto, quindi nella nomina contrattuale dal titolare, pur nell'ambito di una certa autonomia funzionale. Rispetta poi gli obblighi fissati dal regolamento comunitario per la sua figura, quindi insomma è bene che se uno ha una nomina in qualità di responsabile si vada a leggere l'articolo 28 per capire effettivamente quali sono questi obblighi e quali sono le sue concrete responsabilità. Alla fine la sua è una responsabilità contrattuale nei confronti del titolare del trattamento dei dati e ha poi anche una responsabilità diretta che gli è conferita direttamente dalla normativa comunitaria nei confronti dell'interessato. Vuol dire che l'interessato del trattamento può, in caso di violazione dei dati, agire in rivalsa con un'azione per esempio di risarcimento del danno sul titolare del trattamento, ma anche sul responsabile indifferentemente, senza formalità particolari. Gli esempi li abbiamo in alcuni casi visti prima, ma li riproponiamo rapidamente. Allora, è responsabile per esempio un libero professionista che collabora in una struttura complessa. L'esempio che facevamo prima, lo psicologo che lavora per un poliambulatorio, per esempio. Quindi in questo caso attenzione eventualmente alle nomine che vi vengono conferite, ai contenuti, perché comunque vi assumete sicuramente una responsabilità maggiore sotto il profilo privacy, intendo ovviamente, rispetto al passato.
ma è un responsabile del trattamento anche il commercialista, perché il commercialista andate a consegnare dati dei pazienti e quindi deve garantire anche lui tutta una serie di tutele dal punto di vista dell'organizzazione e del trattamento di questi dati. Sono responsabili anche quelli che sono i servizi di cloud computing, quindi nel momento in cui voi andate a utilizzare un software, per esempio, in remoto per la fatturazione piuttosto che per la conservazione delle cartelle cliniche, quelli sono servizi che devono avere la nomina di responsabili del trattamento. È ovvio che se voi avete dei software strutturati di case software importanti, di solito nel momento in cui andate a sottoscrivere il contratto, ma questo lo facevano già da prima, vi fanno vi rilasciano un documento che vi consente proprio di star sereno dal punto di vista della privacy, dove fanno tutta una serie di dichiarazioni di responsabilità che ci aiutano a capire che loro sono strutturati in modo tale da garantire la riservatezza dei dati che noi andiamo a inserire nel loro sistema. Sono potenzialmente comunque responsabili del trattamento tutti i fornitori genericamente intesi, ai quali consegniamo dati personali però dei nostri clienti, ovviamente, cioè non è che l'Enel sia ovviamente un responsabile del trattamento, perché non consegno nessun dato, sono loro tutt'al più che trattano il mio dato identificativo fiscale, ma nulla più. Però devo interrogarmi su quei soggetti ai quali io comunico dati relativi ai miei pazienti, ai miei utenti. Quindi potrebbe anche essere un collega, per esempio, che fa i test per me, no? Esegui i test, le valutazioni psicologiche, e quindi quello è un soggetto responsabile del trattamento, perché comunque gli sto consegnando dei dati relativi ai miei pazienti. Dopo gli esempi possono essere numerosi. Mi viene in mente la questione, per esempio, della supervisione. Ecco, sulla supervisione rimane un po' quello che abbiamo sempre detto anche in passato. È ovvio che se la supervisione, come di regola avviene con trattamento di dati anonimi, quindi non identificativi, che non consentono la riconduzione ad un soggetto predeterminato, allora il problema non si pone, non è che il supervisore diventa responsabile del trattamento, parliamo di casi clinici generici e non di persone specifiche, quindi il dato è anonimo e non ha bisogno né di tutela né di nomine contrattuali di nessun tipo. La figura dell'incaricato in realtà perde di molta rilevanza, soprattutto negli studi come la maggior parte dei vostri studi di natura monoprofessionale. Perché? Perché in realtà è una figura che tutto sommato non è neanche censita in modo chiaro dal regolamento comunitario e in ogni caso diventa un po' una figura così residuale di quei soggetti che sono autorizzati dal titolare al trattamento di dati, però che tutto sommato agiscono sotto il suo controllo e sotto la sua responsabilità. Quindi normalmente sono i dipendenti, per esempio, no? I dipendenti all'interno delle strutture organizzate, quindi sicuramente nei vostri ambiti insomma sono circostanze abbastanza residuali. Quando parliamo di soggetti del trattamento, questo è un concetto che anticipavamo anche prima, bisogna prestare attenzione all'aspetto formativo, nel senso che tra le responsabilità del titolare del trattamento, ma anche del responsabile, è che vengano fornite istruzioni dettagliate su come i dati vengono trattati, sia nel rispetto del regolamento comunitario che comunque nel rispetto di quelli che sono i principi di misure sufficienti alla garanzia di riservatezza che io come titolare ho deciso di fissare. Andrebbero quindi in realtà, ma questo ovviamente si fa nelle strutture complesse dove ci sono molti operatori, istituiti dei momenti specifici di formazione di questi operatori, e questo ve lo dico perché potrebbe invece capitarvi il contrario, magari voi come professionisti, titolari di studio non avete l'esigenza di formare nessuno perché non avete soggetti terzi che trattano dati per vostro conto,
conto, però magari nell'ambito di una collaborazione con una struttura complessa potreste essere chiamati a partecipare a degli eventi formativi o a sottoscrivere per accettazione dei codici di condotta, per esempio, che la struttura ha deciso di redigere proprio per essere in regola dal punto di vista della privacy. Quindi se dovesse capitare non potete in realtà esimervi, perché è un obbligo proprio del titolare, del responsabile, fare in modo che questa formazione sia effettiva, garantita e anche costante in realtà nel tempo. Ultima figura relativa ai soggetti del trattamento, anche qui in realtà l'ho messa per completezza, ma si tratta di una figura che sicuramente negli studi monoprofessionali non esiste, non viene fissata. Secondo me sarà anche difficile che qualcuno chieda a voi come psicologo di ricoprire questo ruolo, quindi direi che su questo veramente possiamo stare un pochettino più tranquilli, però in realtà io ho messo i due acronimi, no? DPO e RDP. Allora DPO è Data Protection Officer, RDP un po' la stessa roba ma detta al contrario, e però siccome da una parte si utilizza un acronimo, in un'altra parte si utilizza l'altro, devo dire la verità che agli albori, quando ho iniziato a studiarmi la normativa, io addirittura avevo pensato che fossero due cose diverse, poi andando avanti ho capito che parlavamo dello stesso soggetto, tanto per capire quanto difficile anche è effettivamente l'interpretazione di questa normativa. Comunque, se voi sentite parlare di RDP o di DPO sapete che sono lo stesso tipo di soggetto, in realtà è un organo indipendente di vigilanza del sistema privacy. Quindi è una persona che deve essere nominata in via obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni oppure in presenza di circostanze di maggior rischio, quindi quando per esempio ci sono trattamenti su larga scala, videosorveglianza diffusa e insomma situazioni che sicuramente sono abbastanza lontani dalla vostra realtà professionale. Quello che è tipico di questa figura professionale cos'è? È che non è che gli si richiede di avere un titolo di studio, un percorso formativo particolare, però in realtà diciamo che gli si chiede di essere indipendente rispetto, e quindi avere un'indipendenza di giudizio, diciamo così, rispetto al titolare del trattamento dei dati, e di comunque avere una conoscenza della normativa tale per cui è in grado effettivamente di dare un parere, di fare un'attività consultiva insomma concreta rispetto alla correttezza, all'adeguatezza del sistema privacy che è stato adottato all'interno della realtà. È bene sapere che esiste questa figura, perché se qualcuno di voi dovesse collaborare in qualche struttura complessa, magari gli può essere anche che abbia da interfacciarsi con un DPO e quindi magari con qualcuno che gli chiede di dare atto, per esempio, di determinati comportamenti piuttosto che di determinate linee di condotta, o magari è il DPO stesso che sottopone dei codici di condotta da sottoscrivere. Quindi insomma, giusto per la cronaca, direi che è importante sapere che è una figura che esiste, che è censita dal codice sulla privacy e che ha effettivamente una certa rilevanza dal punto di vista della vigilanza sul corretto asset privacy che le strutture complesse vanno ad adottare. Abbiamo quindi parlato della mappatura dei dati, di quali sono i tipi di dati, e della mappatura dei soggetti, di quali sono i tipi di soggetti e le nomine varie che dobbiamo andare a fare. Adesso andiamo a parlare dell'interessato, o meglio, in particolare dell'informativa e del consenso, che sicuramente è il documento che più di tutti prenderete in mano nei prossimi giorni, e dei diritti dell'interessato che escono ampliati dall'approvazione del nuovo regolamento comunitario. L'informativa che oggi utilizziamo, ve lo dico già, andrà abbandonata, dobbiamo modificarla, dobbiamo integrarla di contenuti nuovi e dovremo tra l'altro andare a far rifirmare l'informativa e il consenso al trattamento anche da parte dei pazienti già in carico. Non va più bene l'informativa vecchia, dobbiamo adeguarla, dobbiamo dare un'informativa con informazioni supplementari, quindi dobbiamo riacquisire le firme ovviamente dei pazienti.
Il contenuto è un contenuto tassativo previsto dal regolamento comunitario e la sua caratteristica è che deve essere scritta con un linguaggio chiaro, semplice, cioè non si vogliono evitare continui rimandi alla normativa, a frasi non facilmente intellegibili da parte della persona comune. Tra l'altro viene rilasciata, e questo ve lo anticipavo prima, per finalità determinate, quindi attenzione all'informativa che è stata rilasciata con un consenso rilasciato per determinate finalità nel momento in cui queste finalità dovessero cambiare o ampliarsi, perché è necessario prevedere un'informativa specifica per finalità eventualmente diverse da quelle originarie. Qual è il contenuto dell'informativa? Allora, ovviamente poi una bozza di informativa è stata elaborata e quindi la trovate, la potrete personalizzare con i vostri dati. Se volete io ce l'ho qui e quindi magari in chiusura magari gli diamo anche un'occhiata insieme, però ovviamente è stata redatta andando a pensare al contenuto obbligatorio previsto dalla normativa, ma quanto alla forma, la forma è libera e quindi uno può decidere eventualmente anche di modificarla, non c'è nessun problema. L'importante è non perdere di vista quello che è il contenuto obbligatorio previsto dalla legge e quindi ragion per cui io vi ho fatto una slide riepilogativa di questo contenuto. L'informativa deve contenere l'indicazione del titolare ed eventualmente del DPO, ma abbiamo detto che nel vostro caso difficilmente potrà esserci, con i relativi dati di contatto, quindi telefono, mail e non semplicemente l'indirizzo dello studio. La finalità del trattamento deve contenere, abbiamo detto, e la base giuridica del trattamento, quindi nel vostro caso per il paziente sarà il consenso. Abbiamo detto che la base giuridica poteva essere obbligo contrattuale, obbligo di legge o consenso. Per il trattamento di dati sensibili sicuramente la base giuridica corretta è il consenso esplicito del paziente, quindi dovrete ovviamente acquisire il consenso. Per quanto riguarda invece l'indicazione dei soggetti ai quali vengono comunicati i dati, è necessario indicare, ma come categorie di soggetti, i destinatari dei dati eventualmente o intesi come responsabili nel momento in cui ci fossero dei soggetti responsabili o incaricati nel momento in cui magari ci fossero dei dipendenti, però appunto anche qui come macro categorie, in realtà qui in modo abbastanza simile a quello che facevamo in passato nella vecchia informativa, dove citavamo il commercialista, la segretaria, il supervisore e mettevamo dentro un po' di tutto, tanto perché nel più stava il meno, no? Adesso magari lo dobbiamo fare in modo un pochettino più puntuale, però il principio rimane assolutamente lo stesso. Poi nell'informativa ci dicono che è obbligatorio indicare l'eventuale trasferimento di dati in paesi terzi, allora credo che questo sia una cosa che può capitare in casi rarissimi nelle vostre situazioni, forse l'unica cosa alla quale prestare attenzione è i server in remoto. Se voi conservate dati magari utilizzando un software che è gestito in cloud e che ha un server che è fuori dal territorio italiano, allora attenzione perché quelli sono dati comunicati all'estero, quindi va un attimo prestata attenzione soprattutto nei casi di effettivamente servizi e softwareistica in cloud. Nell'informativa poi devo andare a indicare il periodo di conservazione e quindi la limitazione, no, abbiamo detto, del trattamento dei dati o i criteri per stabilire quanto dura questo periodo e quando il trattamento effettivamente andrà cessato. E sempre nell'informativa vanno esplicitati i diritti dell'interessato. Quando devo far firmare il consenso informato, quindi devo far leggere l'informativa e poi raccogliere il consenso. In realtà l'atto della comunicazione dei dati, quindi subito appena ho un conferimento di incarico vedo una persona per la prima volta. È ovvio che se adesso stiamo pensando alle informative che abbiamo in studio, ai pazienti che abbiamo già in carico e al fatto che io vi ho detto dovete riraccogliere le firme perché dobbiamo cambiare le informative, subito non vuol dire che adesso domani mattina dovete avere o il 25 maggio le firme di tutti, perché quelle comunque avete già le informative vecchie. Dico che man mano che li vedete gli sottoponete la nuova informativa e gli chiedete una firma nuova, però
per i pazienti che vedete per la prima volta, l'informativa, così come la lettera di incarico, il consenso informato al trattamento terapeutico, il preventivo, chiamiamolo come vogliamo, no? Per far riferimento a quel documento che abbiamo visto l'anno scorso in autunno, no? Che è nato dalla legge sulla concorrenza, quei due documenti lì, che tra l'altro a questo punto devo gestire contestualmente, vanno proposti al paziente subito, cioè la prima seduta, per capirci. Nel momento in cui dovessi raccogliere dei dati di soggetti terzi per incarico di qualcuno e sono tenuto a fare l'informativa, questa comunicazione, questa informativa, in realtà ho tempo un mese per farla, però insomma anche qui io direi che stiamo parlando di casi veramente, veramente residuali. E tra l'altro anche il codice sulla privacy dice anche che l'informativa via mail o pubblicata su un sito web va benissimo. Diciamo che secondo me nel caso di trattamento di dati sensibili non è che non vada bene, ma ci manca il pezzo successivo, cioè io pubblico l'informativa, ma se non ho la firma per il consenso esplicito è inutile che ho mandato una mail o ho pubblicato un'informativa su un sito, sono a metà del mio obbligo, devo comunque eventualmente mandare la mail per dire guardi gliela mando così lei se la legge a casa senza che perdiamo i primi 10 minuti della seduta a leggerla insieme e poi magari quando viene me la porta firmata, ecco questo posso fare, se no gliela faccio firmare quando viene e ho risolto il problema. Il consenso va in calce all'informativa, quindi alla fine si tratta, come in passato, di un documento unico, si parla di consenso informato anche nel trattamento dei dati ai fini privacy, perché un consenso per essere valido deve essere informato, quindi è un documento unico che contiene l'informativa al trattamento dei dati e il consenso al trattamento. Deve essere libero, dice la normativa, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito per i dati sensibili. Attenzione perché forse nel vostro caso raramente l'ho visto fare, però le informative con il consenso, con le caselle prespuntate, non sono più consentite, quindi posso anche mettere le due caselline a consento e non a consento, però deve esserci una barratura di pugno dell'interessato, non posso prespuntarla con una stampa, diciamo così, preimpostata. Tra l'altro informativa e consenso devono essere in un documento dedicato e quindi non possono essere inseriti all'interno di un altro documento. Ragione per cui, come vi dicevo prima, se stiamo pensando anche a quel documento che abbiamo in qualche modo visto insieme ed elaborato l'anno scorso in autunno, cioè il cosiddetto, chiamiamolo preventivo, che così lo capiamo tutti, però poi io l'ho chiamato consenso informato che mi sembrava più carino, però quella lettera di incarico che dobbiamo sottoporre al paziente la prima volta che viene da noi, non possiamo inserire all'interno di quel documento la normativa privacy. La normativa privacy ha bisogno di un documento dedicato, quindi possiamo utilizzare l'altro documento per riepilogare tutto il resto, per capirci, ma la privacy sempre in un documento separato, quindi alla fine sempre due documenti da far firmare. Quanto ai diritti dell'interessato, rimangono alcuni vecchi diritti che comunque sono confermati dal GDPR, il diritto all'informativa, l'accesso dei dati, a chiedere la rettifica dei dati nel caso in cui ci siano errori, il diritto alla cancellazione che oggi viene chiamato anche diritto all'oblio, cioè un diritto più rafforzato, ma in realtà riguarda più i dati che per qualche motivo circolano in rete, quindi diventano pubblici, insomma nel vostro caso è difficile che ci possa essere una situazione di questo tipo. Il diritto di opposizione al trattamento. Poi vengono introdotti due nuovi diritti dell'interessato, particolarmente che il regolamento comunitario ritiene particolarmente importanti, e uno è, ne abbiamo già parlato anche prima, il diritto di limitazione del trattamento, che va visto sotto due aspetti, cioè la raccolta dei dati non deve eccedere lo scopo della prestazione, quindi non devono essere dati oltre quello che è necessario ai fini della prestazione professionale che mi è richiesta, e per periodi di tempo definiti, tant'è che abbiamo detto che dobbiamo dire fino a quando verranno trattati e conservati i dati del nostro utente.
Viene poi introdotto il diritto alla portabilità dei dati. Il diritto alla portabilità vuol dire la possibilità per gli interessati di ottenere in qualche modo, in modo strutturato, no, le copie dei propri dati personali e chiederne copia al titolare del trattamento in un formato facilmente intellegibile, o con una richiesta diretta, quindi l'interessato può chiedervi di avere copia dei suoi dati, oppure addirittura con un passaggio senza, chiamiamolo, triangolazione ad un nuovo titolare del trattamento, quindi potrebbe l'interessato chiedere che i suoi dati vengano trasferiti ad un altro titolare del trattamento. Allora, su questo, siccome so già che ci saranno diverse perplessità, perché uno dice: ma quindi cosa devo fare? Devo fargli avere i miei appunti al collega? Ma non è possibile, gli appunti sono carte di lavoro, sono private, cioè tutte queste obiezioni che già immagino siano subito balzate alla vostra attenzione. È ovvio che, attenzione, cioè voi non è che avete un obbligo di tenere i dati con una cartella clinica o con una relazione che ha un certo formato o una relazione o altro. Il concetto è: se a un certo punto il paziente decide di farsi seguire da un altro terapeuta e vi chiede di passare i suoi dati a quel terapeuta, in realtà non sa neanche che dati voi avete raccolto esattamente su di lui, quindi sarete voi che deciderete un po' come gestire questo tipo di comunicazione. Il concetto è che voi non potete opporvi, cioè lui ha diritto a chiedere i suoi dati e quindi deciderete con il vostro buon senso, la vostra capacità professionale di valutazione della fattispecie concreta nel singolo caso, che tipo di dati comunicare. A me viene da dire: farete una breve relazione dicendo quello che si può dire, insomma, ecco, secondo me la soluzione deve essere necessariamente questa. Se l'interessato vi chiede di farli avere ad un altro professionista, voi li fate avere all'altro professionista. È ovvio che la richiesta a questo punto però non è una richiesta verbale, ma una richiesta che vi fate formalizzare, nel senso che dopo non salti fuori che ma io non avevo inteso questo, cioè quindi è giusto che una richiesta di questo tipo sia fatta dall'interessato per iscritto. Nel momento in cui ci fosse un qualunque esercizio di un diritto da parte dell'interessato che chiede rettifica, che chiede portabilità o via dicendo, voi come titolari del trattamento dovete comunque dargli un riscontro, una risposta nel termine massimo di 1 mese. 3 mesi sono concessi solo se ci fosse una particolare difficoltà nel in qualche modo venire incontro a quello che è l'esercizio del diritto che l'interessato ha voluto manifestare. Quanto poi alle misure di sicurezza. Allora, abbiamo detto che il nuovo principio ispiratore del regolamento comunitario è il passaggio da quelle che sono misure minime predefinite dal codice sulla privacy, che sono proprio contenute come elencazione in un articolo del codice e anche in un documento che ha carattere regolamentare che è stato allegato al codice sulla privacy e che oggi viene completamente abbandonato per passare ad un concetto nuovo, vi dicevo prima, che è quello delle misure sufficienti, che nascono, che sono strettamente collegate al principio della responsabilizzazione, cioè le misure sufficienti sono sufficienti fin tanto che io ho deciso che lo sono, insomma, devo però concretamente poi poter dimostrare che effettivamente le garanzie di riservatezza e di integrità dei dati sono concrete e non solamente ipotetiche. Cosa vuol dire questo? Che devo quindi preoccuparmi di adottare una serie di modelli organizzativi e di misure che possano appunto garantire la riservatezza dei dati e la conformità del trattamento a quelle che sono le previsioni regolamentari. Il tutto, vorrei dire, soprattutto con riferimento alle procedure di sicurezza informatica, perché se devo dire la verità, nel momento in cui voi doveste avere una verifica, diciamo così, anche dal punto di vista della privacy, i problemi
fattuali che poi si possono venire a riscontrare nella maggior parte dei casi sono effettivamente quelli delle procedure di sicurezza informatica, perché nel momento in cui vogliono chiedervi di verificare se avete messo la password, se l'avete cambiata ogni 3 mesi, se invece di mettere Pippo Pluto aveste messo Pluto Pippo e invece non va bene perché non è un carattere sufficientemente sicuro, queste cose in realtà nel momento in cui voi avete una verifica saltano fuori, quindi effettivamente sarebbe bene cercare di adottare delle procedure che siano effettivamente insomma adeguate alle previsioni regolamentari, con riferimento poi al fatto ovviamente di utilizzare software che abbiano licenze, che non siano craccati, che quindi abbiano anche garanzie da un punto di vista di sicurezza informatica, che non agevolino l'intrusione da parte di soggetti esterni. È ovvio che tutto questo diventa magari un pochettino più macchinoso, più complicato e richiede più che altro, secondo me non è tanto un problema di quello che poi devo fare da un punto di vista documentale, ma di quello che devo fare da un punto di vista concreto e che magari richiede anche un aiuto esterno, perché insomma o ho qualcuno, o sono io esperto informatico o qualcuno che mi dà una mano in famiglia, oppure insomma un aiuto a qualcuno devo effettivamente chiederlo, perché rischio magari di perdermi qualche pezzo per strada. La rete documentale ha rilevanza probatoria. Ecco, allora cosa intendo con questo? Perché sotto il profilo, vi dicevo, delle misure di sicurezza da adottare, abbiamo appena detto in realtà si tratta di misure che devo adottare in concreto e che potenzialmente potrei anche non renderne atto in nessun tipo di documento. Una volta, quando è stato approvato il 196, se vi ricordate, se qualcuno, chi già era in attività a suo tempo, c'era il cosiddetto documento programmatico sulla sicurezza, che poi è stato in realtà abrogato. Oggi non si parla più di documento programmatico sulla sicurezza, si parla di registro dei trattamenti. È un registro che alla fine non è obbligatorio negli studi monoprofessionali, perché la normativa comunitaria dà un'indicazione precisa di quando è obbligatorio e negli studi monoprofessionali non lo sarebbe. Però devo dire che quelle che sono oggi le indicazioni che vengono dal garante privacy è che il registro dei trattamenti viene comunque considerato sempre opportuno, auspicabile e comunque una misura anche di, dopo torniamo su questo, di tutela per il titolare del trattamento stesso. Quindi in realtà il garante ne caldeggia, devo dire, l'adozione a prescindere dal fatto che la normativa non lo ritenga obbligatorio. Allora anche su questo, che cos'è poi alla fine questo registro? Se guardiamo bene non c'è un obbligo di forma, quindi noi lo possiamo redigere nel modo in cui che riteniamo più opportuno. C'è solo un obbligo di contenuto, ma io posso, secondo me negli studi monoprofessionali è una fatica che tutto sommato si può anche fare perché non è così trascendentale, dove vado a individuare qual è il contenuto obbligatorio del registro e mi aiuta in qualche modo anche a verificare di aver adottato le misure di sicurezza necessarie. Allora, quanto al contenuto, che cosa mi dice la normativa? Che io devo indicare il nome e i dati di contatto dei soggetti del trattamento, quindi il titolare del trattamento, il DPO se del caso, ma nel vostro caso non ci sarà. Quali sono le finalità del trattamento? Quindi vedete, sono già informazioni che io ho già inserito e contenuto nell'informativa che ho dato al paziente. Le categorie di interessati e di dati personali che vado a trattare, quindi andrò a dire ci sono i dati identificativi che mi servono per adempiere agli obblighi di legge legati alla tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, ci sono i dati sensibili che servono per poter adempiere all'incarico professionale che mi è stato conferito nell'ambito di un percorso di sostegno psicologico. Invento, però voglio dire, non essendoci una forma rigida, io vado semplicemente a fare una sorta, chiamiamolo di verbale dettagliato, no? Di tutti questi elementi che la normativa mi chiede di inserire all'interno del registro dei trattamenti.
le categorie di destinatari cui i dati sono comunicati, quindi la contabilità è tenuta da un professionista esterno al quale è stata conferita un'apposita nomina di natura contrattuale avente i contenuti di cui ha l'allegato e lo alleghiamo a registro, per esempio, piuttosto che nell'informativa è stato precisato che i termini di cancellazione dei dati sono legati alla conclusione dell'incarico professionale, posto che poi il codice deontologico mi impone di conservare i dati per altri 5 anni per il periodo successivo alla chiusura del rapporto professionale. I dati verranno pseudonimizzati e quindi resi anonimi in modo tale da comunque garantire la riservatezza dell'interessato, cioè do atto di tutte queste iniziative che ho assunto. Non solo, ma vado poi a fare anche una descrizione, quella magari è la cosa che, se devo dire la verità, costa un pochettino più di sacrificio, però se la faccio vuol dire anche che concretamente mi sono strutturato in modo adeguato. Se mi arrendo nel scriverla è perché probabilmente non l'ho fatto. Cioè, il problema è: devo adottare delle misure sufficienti? Se le ho adottate e sono effettivamente sufficienti, non sarà scriverle che rende la cosa difficile, ok? Il problema è che se non le scrivo è perché forse c'è qualcosa che non va nelle misure e dovrei fare delle cose che non sto facendo. Dovrei preoccuparmi del cambio delle password, della dei backup periodici, del fatto se o no dei sistemi antivirus con che tipo di cadenza nell'aggiornamento, se utilizzo dei software in remoto oppure se invece utilizzo dei software in locale, se ho solo un computer locale oppure se ho anche un server. Cioè dovrei dare atto di tutte queste serie di informazioni, e nel momento in cui do atto che ho fatto tutte queste cose vuol dire che le ho fatte concretamente. Se non le scrivo è perché probabilmente sono in difetto su qualcosa e mi sono arenata un pochettino prima. Questo sotto il profilo informatico. Sotto il profilo della sicurezza degli ambienti devo anche garantire, appunto, come facevamo prima l'esempio, della perdita di dati data da furti, da allagamenti per esempio, no? Se io ho uno studio al 3° piano, il problema degli allagamenti lo liquido dicendo non c'è nessun rischio di allagamenti e quindi di distruzione accidentale delle cartelle cliniche perché il mio studio è al 3° piano. Però se sono su un piano basso, magari vicino a un fiume che rischia di esondare, il problema allagamenti c'è, e cioè c'è qualcuno che l'ha anche avuto in passato suo malgrado, quindi e di perdita quindi dei dati. Quindi capite bene che a quel punto lì io cosa dovrei dire? Cioè io lo studio al piano terra, sono vicino al fiume, che cosa faccio? Dovrei assumere delle precauzioni supplementari, cioè dire periodicamente mi impegno a fare una copia delle mie cartelle cartacee, perché magari le ho solo in cartacee, e le conservo in un luogo diverso dallo studio, in maniera che se succede un accidente almeno i dati dei pazienti non vanno distrutti. Cioè dovrei pensare fattivamente nella mia organizzazione di studio quali sono le cose che possono capitare: il ladro che viene mi porta via, mi butta tutto per aria, l'allagamento, l'incendio, dopo speriamo che tutte queste cose ovviamente non capitino, però in realtà devo aver fatto questa valutazione prodromica, cioè di capire quali sono i rischi di integrità dei dati, di diffusione non autorizzata, di perdita accidentale, di manomissione, e in qualche modo aver anche pensato a quali sono le contromisure e averle poste in essere. Se io ho fatto tutto questo, non è scriverle che mi crea difficoltà, non so se mi spiego, scriverle diventa veramente una passeggiata, e in realtà, se devo dire la verità, nel momento in cui ho fatto lo sforzo organizzativo di aver fatto tutto questo, se l'ho anche scritto, è la mia procedura di lavoro, cioè è quello che fra 6 mesi vado a ricontrollare e dire: vediamo, ma l'avevo fatto lo sforzo mnemonico a suo tempo di quello che dovevo fare, ma lo sto continuando a fare? È cambiato qualcosa? Perché se è cambiato qualcosa, per esempio, ho cambiato il software di conservazione delle cartelle cliniche, devo scriverlo nel registro, ma allora l'ho cambiato, mi devo preoccupare, mi sono fatto dare dalla software house la dichiarazione di responsabilità? Cioè capite che alla fine scriverlo e fare questo ragionamento ci aiuta obiettivamente a fare le cose
per bene anche da un punto di vista pragmatico, quindi la difficoltà è a monte, non è nel scrivere, se devo dire la verità, il registro dei trattamenti. Poi sul registro del trattamento io vi ho scritto è in formato libero, quindi ognuno, secondo me, poi in uno studio monoprofessionale francamente non ha neanche senso stare a incasellarsi in forme troppo rigide, però lo studio di consulenza legale dell'ordine vi ha proposto una bozza che, se volete utilizzare per ispirarvi un pochettino, potete eventualmente anche andare a utilizzarla. Però ripeto, se devo dire la verità, secondo me anche una bella relazione scritta dove vado a passare i contenuti obbligatori e che ovviamente non faccio a mano ma faccio con un computer, perché così nel momento in cui devo andare a fare un aggiornamento non faccio altro che non dico ristampare il file, il registro, perché posso conservarlo anche su file senza dover stampare la carta, ma vado a salvarlo con una data diversa perché ho fatto un aggiornamento dei dati sul registro. Quindi questa è una cosa che secondo me tutto sommato si può anche tranquillamente fare e gestire. Torniamo un attimo indietro per aggiungere semplicemente, insomma, sulla valutazione di impatto io taglierei via perché è una cosa che sicuramente voi non andrete a fare, quindi non ha senso oggi parlarne. Lascerei più che altro magari spazio alle domande, se volete anche a dare un'occhiata ai due documenti secondo me più importanti, che sono l'informativa col consenso ed eventualmente le nomine ai soggetti responsabili, che direi forse sono le cose che oggi veramente difficilmente non serviranno a qualcuno di voi, serviranno un po' a tutti. Ma parliamo anche di un altro aspetto che è sempre censito prima di passare all'esame di questi documenti dal regolamento comunitario, il cosiddetto data breach, cioè la violazione di dati. Allora, anche questa sembrano cose un po' fantascientifiche, però in realtà non lo sono per niente, e stiamo parlando di situazioni in cui c'è perdita di dati, distruzione, diffusione, insomma tutte le ipotesi che abbiamo visto fino ad adesso. Nel caso in cui ci fosse un'ipotesi di violazione dei dati, il regolamento comunitario prevede che ci sia una notifica obbligatoria al garante della privacy entro 72 ore, e comunque dice la normativa senza ingiustificato ritardo, nel momento in cui è probabile che quella violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui i dati sono stati violati. La stessa comunicazione va fatta anche all'interessato del trattamento se il rischio legato appunto ai suoi diritti e alle sue libertà è considerato elevato. Quindi attenzione, perché uno dice vabbè, ma quando è che mi capiterà una roba del genere? Mi capita se qualcuno mi porta via la cartella con i documenti dei pazienti all'interno, per esempio, o se perdo le fatture. Adesso io non dico nomi e cognomi, quindi non svelo niente di segreto, però vi assicuro che a me è successo tante volte che i vostri colleghi mi abbiano chiamato e dicevano: dottoressa, non trovo più la fattura dalla numero 140 alla numero 150, cosa facciamo? Che facciamo? Sono perdite di dati. Allora, dal punto di vista fiscale, io mi metto le mani nei capelli perché dico: Madonna santa, adesso mancano 10 fatture, cosa facciamo? Dovremmo fare la denuncia alla questura, che fa immediatamente una segnalazione alla Guardia di Finanza, e così ci chiamiamo il controllo fiscale in studio, automatico. Quindi già lì mi vengono i capelli bianchi, più di quelli che ho già, ok? Adesso abbiamo anche il problema del garante, nel senso che c'è anche un problema di riservatezza che prima non era previsto, cioè io ho un obbligo di notifica al garante. Quindi c'è anche un problema potenzialmente di sanzione che mi può venire dall'ufficio del garante, perché comunque evidentemente non sono stato sufficientemente attento. Dopo è ovvio che finché ho perso le 10 fatture, tutto sommato al garante privacy interessa poco perché ho perso dati identificativi, ma se perdo le cartelle cliniche sono dati sensibili, quindi al garante interessa molto di più. Allora, in questo esempio, tanto per andare anche al problema della comunicazione all'interessato, i dati relativi alle fatture, se li ho persi, lo dico al garante, e all'interessato posso anche non dire niente, perché tanto non c'è un rischio elevato per i suoi diritti e le sue libertà.
tutto sommato lui se ne frega che io ho perso la fattura, lui e la sua copia, siamo a posto. Magari gli scoccerà che qualcuno prenda in mano la fattura con il suo nome, con scritto sostegno psicologico, però tutto sommato, insomma, non è un rischio che si può considerare elevato, ma al garante privacy invece dovrò andare a comunicarlo. Se invece ho perso le cartelle cliniche o mi hanno sottratto le cartelle cliniche, effettivamente io devo fare la doppia comunicazione al garante e anche all'interessato. Quindi spiegaglielo poi al paziente che abbiamo perso la sua cartella clinica o che qualcuno ce l'ha rubata o che per sbaglio ho mandato un file con una relazione che lo riguarda ad un soggetto diverso. Guardate che anche la gestione della posta elettronica è pericolosissima. A me succede tantissime volte, ma sarà successo anche a voi, di ricevere dei messaggi di posta dove uno voleva fare magari inoltre a qualcun altro e ha fatto rispondi magari e mi manda una roba che non doveva mandarmi. E quindi attenzione, perché sono ipotesi tutto sommato abbastanza frequenti, soprattutto nella frenesia che abbiamo oggi di far tutto in velocità e dove queste cose succedono proprio perché delle volte siamo distratti a causa della fretta. Quindi questa attenzione, perché è una cosa che potrebbe effettivamente capitare. Io direi che per il nostro programma siamo a posto. Io ho in chiusura una slide che non volevo neanche fare, quindi non ve la faccio vedere, che è sulle sanzioni, ma io direi che la evitiamo, perché tanto, se devo dire la verità, a me parlare di sanzioni non piace, trovo che sia quasi intimidatorio, insomma. Poi sono abituata con i miei colleghi che sono tutti abituati sempre a parlare di sanzioni e è una cosa che non condivido, è un approccio che non mi piace. E vi dico solo questo, cioè è inutile che andiamo a guardare le sanzioni, perché se le guardiamo, il regolamento non fissa dei range di sanzioni, fissa delle sanzioni massime. Allora massima non vuol dire niente, nel senso che quando mi dice che la sanzione massima è 10 milioni di euro, capite bene che cosa me ne faccio? C'è un dato detto a caso, insomma, perché 10 milioni di euro è ovvio che se io ho una verifica del garante privacy e sono lo psicologo che anche distrattamente si è dimenticato al ristorante la cartella con le schede dei pazienti, non mi infliggerà una sanzione di 10 milioni di euro, cioè la proporzionerà al mio volume d'affari, a quante volte magari mi è successa questa cosa, se è la prima volta, se sono recidivo. Quindi voglio dire, le sanzioni da codice sulla privacy secondo me lasciano un po' il tempo che trovano nelle realtà come le vostre. Quello che secondo me invece dal punto di vista sanzionatorio va ponderato è la cosiddetta sanzione indiretta, nel senso non è un problema della sanzione amministrativa del garante, il problema è l'azione di risarcimento del danno, la responsabilità che ho nei confronti dell'utente che magari mi fa un'azione di responsabilità perché mi sono dimenticata la cartella con la sua scheda paziente in ristorante e qualcuno l'ha postata su Facebook, per capirci, va bene, chi l'ha trovata. Cioè, se mi succedono queste cose qui, non è che mi preoccupo dei 10 milioni di euro di sanzione massima, mi preoccupo dell'azione di risarcimento del danno materiale e morale che eventualmente il paziente mi può muovere, insomma. Quindi lì stiamo parlando di un ambito civilistico dove non c'è né minimo né massimo e lo deciderà un giudice chissà in quanto tempo, con che criteri. Quindi attenzione, vorrei dire, più che altro a questo aspetto sotto il profilo sanzionatorio. Allora, cosa facciamo? Volete che facciamo prima le domande o guardiamo prima i facsimili? Ok, mi sembra che non ci siano dubbi sulla scelta. Allora, io ho proposto, l'avvocato Corbo forse è andato via, sì. Io ho proposto, per questioni anche di semplicità vostra nella consultazione, nell'accesso, no, dei materiali che sono stati preparati, di pubblicare sul sito dell'ordine 2 cartelle separate, una con quello che con le slide di stasera e le 2 cose che magari vediamo oggi insieme, che io ho un po', devo dire la verità, ridotto, semplificato, perché secondo me
rischiavano un po' di spaventare. Comunque come contenuti adesso ci siamo. E un'altra cartella con invece quello che è stato proposto come materiale dallo studio dell'Avvocato Corvo, che adesso sta rientrando, dove effettivamente c'è un mini vademecum sulla privacy, quindi che comunque come materiale informativo vi può essere sicuramente utile, un'informativa completa con anche qui il consenso, un facsimile di registro dei trattamenti, un facsimile di comunicazione di data breach nel caso in cui dovesse esserci un problema di violazione dei dati, le nomine eventualmente come responsabili, quindi in realtà una documentazione molto più ricca che diciamo va a rispondere a qualunque tipo di esigenza uno abbia, anche più ampia rispetto a quello dello studio monoprofessionale. Allora, guardiamo innanzitutto la bozza di informativa. Sì. Allora, è una bozza che ovviamente è da personalizzare, quindi la metteremo a disposizione in formato Word in maniera che poi ognuno possa inserire quello che deve inserire come dati suoi personali. Se voi vedete, adesso io se devo dire la verità, non so se valga la pena che la leggiamo, ok? Perché rischiamo forse di perdere un po' di tempo, no? È fatta in modo sicuramente chiaro, intellegibile, molto semplice, quindi senza grandi riferimenti normativi, è fatta nel rispetto del codice del regolamento comunitario, che deve essere chiara, esplicita e leggibile per l'interessato, per la persona comune, quindi sicuramente non avrete difficoltà a capirla. Dovete ovviamente andare a personalizzarla indicando che cosa? Beh, andiamo su questi punti qui magari, no? Che i vostri dati, quindi il vostro nome e cognome come titolari dello studio, l'indirizzo dello studio, spiegherete quali sono i dati personali che vengono raccolti, quindi anagrafici di contatto, i dati di pagamento se qualcuno magari è abituato a chiedere IBAN o dati della carta di credito, cose di questo tipo, dati relativi allo stato di salute, ovviamente sono tutti dati sensibili, la modalità di raccolta dei dati, i sistemi di sicurezza che ovviamente richiamano le regole generali della privacy, il tempo di trattamento, e su questo ovviamente voi vedete che è scritto: i suoi dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I suoi dati personali che non siano più necessari o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. È un po' l'ipotesi che facevamo prima della cessazione del trattamento, che in qualche modo dobbiamo coniugare con il fatto che il codice deontologico impone invece la conservazione per i 5 anni successivi, e quindi qui glielo mettiamo proprio chiaro, gli diciamo: i dati anagrafici di contatto e i dati di pagamento vengono tenuti per comunque 10 anni perché ho l'obbligo fiscale, non è che posso eliminarli prima, mentre quelli relativi allo stato di salute saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell'incarico stesso, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni successivi alla conclusione dell'incarico, fatto salvo quanto eventualmente previsto da norme specifiche. Va bene? Quindi gli sto dicendo anche questo. Con chi possiamo condividere i suoi dati personali, quindi a questo punto quali sono le categorie di soggetti ai quali eventualmente andiamo a comunicare i dati, e in questo caso fermiamoci un attimo sui dati relativi allo stato di salute. Noi possiamo per esempio usare una formula come questa, dove diciamo che questi dati verranno resi noti di regola direttamente a lei o a persone diverse da lei solo in presenza di una sua delega scritta. Ok, quindi anche i parenti possono essere informati se c'è una delega del soggetto interessato.
adottando ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi. La comunicazione nelle mani di un suo delegato è eseguita in plico chiuso. I dati relativi al suo stato di salute potranno essere condivisi per le finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale con colleghi e o tirocinanti ai quali verrà, se del caso, conferita apposita nomina di responsabili del trattamento. Allora, è ovvio che questo voi oggi potete dire ma io tanto non li condivido con nessuno e non lo metto e tagliate questa riga, però è ovvio che se invece pensate che potenzialmente un domani potrebbe esserci l'ipotesi di aver bisogno di un collega, di comunicare dati a colleghi, forse la mettete fin da subito in via cautelativa e poi se non utilizzate questa possibilità non succede niente, insomma è un po' quello che facevamo anche in passato. I dati anagrafici e di contatto, vabbè, diciamo che possono esserci fornitori esterni come per esempio il commercialista che in caso viene nominato responsabile del trattamento, e gli do i dati di contatto miei che servono per che cosa? Perché lui possa eventualmente fare delle richieste specifiche rispetto all'esercizio dei suoi diritti e quindi andiamo a enucleare quali sono i suoi diritti previsti dal regolamento comunitario. In maniera in calce all'informativa andiamo a indicare poi gli estremi per il consenso e quindi andiamo a specificare che per il consenso dobbiamo andare a far mettere i dati ovviamente del paziente, anche qui nome, cognome, come abbiamo sempre fatto in passato, nome, cognome, luogo e data di nascita. Non andate a incasinarvi l'esistenza, a inserire dati che poi cambiano e avete dati non aggiornati, dovete far rifirmare l'informativa. È meglio non scrivere i dati dell'indirizzo che poi magari uno cambia casa piuttosto che del coniuge che magari lo cambia, pure quello o altre cose, va bene? Cioè mettiamo le cose che siamo sicuri che non cambieranno mai. Quindi nome, cognome, luogo e data di nascita, la persona è perfettamente identificabile, noi non abbiamo bisogno di altro. Quindi per proprio conto, per esercizio della patria potestà su un minore, vado a specificarlo e vado a fornire o non fornire il consenso al trattamento. È ovvio che nel momento in cui la persona non dovesse fornire il consenso al trattamento vuol dire che la prestazione professionale, il rapporto professionale non si può instaurare. Però io qua lo trovate qua evidenziato perché adesso non mi ricordo più in che punto dell'informativa, però è stato previsto. Vorrei dire che da questo punto di vista, se devo dirla tutta, questo non fornisce il consenso, non ha molto senso, perché se non fornisce lo firma, cosa me lo firma a fare? Lo saluto, gli do la mano e gli dico guardi, ci vediamo in un'altra vita, no? Cioè, no. Quindi, però insomma per carità, questo dopo valuterete voi se vi piace così o se volete farlo diversamente. Ancora, insomma, forse un po' più macchinosa da leggere è la nomina al responsabile, se voi capite più che altro per la misura, che adesso leggerla insieme diventa complicato perché insomma sono 7-8 pagine. Però diciamo che e qua sarebbe anche un po' più difficoltoso leggerla velocemente come abbiamo fatto adesso, perché in realtà è pieno di rimandi a tutti quelli che sono gli obblighi del responsabile del trattamento che sono contenuti nel documento regolamentare. Allora io vi do solo 2 parametri, tanto perché voi poi lo possiate adattare alla vostra situazione in modo abbastanza agevole e snello. Ovviamente è un contratto, abbiamo detto, è una nomina che è natura contrattuale, quindi ci sono i dati vostri e dovete andare a inserire i vostri dati e qui c'è ovviamente i dati del titolare, del responsabile. Nelle premesse, se c'è un contratto con questo soggetto vero e proprio, per esempio una lettera di incarico conferita ad un commercialista, per stare sempre sul solito esempio, oppure un contratto che avete sottoscritto voi con una struttura sanitaria che vi conferisce un incarico,
potete andare a citare gli estremi del contratto, quindi qual è l'oggetto principale e la data di sottoscrizione. Dopodiché qui c'è tutta una serie di indicazioni che vengono prese appunto dal codice, dal regolamento comunitario, dove si parla di definizioni di varia natura, qual è l'oggetto del contratto, quali sono le responsabilità in cui incorre il responsabile del trattamento, si cita l'articolo 28 che è quello che regola i contenuti di questo documento e gli si dice tutto quello che deve fare, le misure tecniche e organizzative che deve adottare, che sono esattamente le stesse che dovete adottare voi come titolari del trattamento, perché il responsabile ha gli stessi obblighi identici del titolare del trattamento, quindi ovviamente andate a spiegargli tutte queste cose, a dargli istruzioni dettagliate di quello che deve fare per eseguire bene il mandato che gli avete conferito. Una volta, qui c'è una cosa che è stata prevista e che è stata evidenziata in giallo, che è la parte relativa all'assicurazione, perché in realtà è stato previsto che ovviamente il responsabile, se è un soggetto come potrebbe essere un dottore commercialista iscritto ad un albo che ha una propria assicurazione professionale, si cita l'assicurazione nella nomina in qualità di responsabili dicendo, dando atto in qualche modo che quel soggetto è assicurato anche per eventuali violazioni privacy relative a dati di vostri interessati al trattamento. Quindi insomma è ovvio che è così in giallo perché dipende da qual è il soggetto. Ci saranno soggetti che non hanno obblighi assicurativi, non è che possiamo imporgli l'assicurazione, o meglio possiamo anche provare a imporgliela, però se non vogliono sottoscriverla vorrà dire che ci andremo a rivolgere eventualmente ad un altro fornitore. Insomma, questo è eventualmente il ragionamento che possiamo fare. Oppure questo passo lo escludiamo e siamo comunque a posto. La nomina viene ovviamente sottoscritta da titolare e responsabile, sempre la doppia firma, se no non è un contratto. E in allegato alla nomina andiamo a mettere i dati un pochettino così riepilogativi del perché gli è stata conferita la nomina, qual è l'oggetto del mandato che gli è dato, perché non è che noi diciamo ah beh adesso nominiamo il commercialista responsabile del trattamento dei dati, punto, ma perché? Perché in realtà gli consegniamo dei dati, gli conferiamo un incarico che è quello di elaborare i dati contabili e eseguire gli adempimenti fiscali, quindi è ovvio che va contestualizzata la nomina che gli viene fatta, perché lui è responsabile per i dati che date a lui, non per quelli che avete voi in studio e che lui non ha. Cioè non è che può essere responsabile delle cartelle cliniche dei pazienti perché non le ha, non le vede, non gliele consegnate, insomma voglio dire. Quindi ecco, anche questa è una proposta, se devo dire la verità io su questo vi direi che se la prendete per buona e completate solo quello che manca, fate meno fatica, perché comunque andare a individuare fattivamente quali sono i contenuti che si possono eventualmente omettere perché non sono obbligatori nel regolamento diventa un'attività che forse richiede delle competenze che perdonatevi ma non avete, insomma, quindi è meglio che forse questa la prendete tutto sommato per buona andando solo a personalizzarla. Sono le 7:10, abbiamo mezz'oretta per le domande prima che ci caccino e quindi io direi che con il microfono nessuno oserà aprire bocca senza microfono. Prova. E vediamo di rispondere alle domande. No. Ah, è arrivato il Presidente. Mi dicono che è arrivato il Presidente. Presidente? Bene. Allora, buona serata. Immagino siate anche un po' provati, la materia non è delle più facili, ma la trattiamo sempre con tutte le modalità per renderla più agevole possibile. Io sono venuto soltanto per ovviamente rispondere a qualsiasi altro tipo di domanda, al di là del tecnico possiate avere alla fine del seminario, cosa assolutamente legittima, e per... Di conforto, dai, sei venuto di conforto, no? No, esiste una parte, diciamo,
al di là del tecnico che è sempre utile, mi sento di dire che a mia conoscenza, a conoscenza dell'avvocato, in questo momento non esiste un pacchetto più completo di quello offerto in Veneto, con momento di presentazione e materiali messi in contemporanea prima dell'entrata in vigore del GDPR. È stato un lavoro notevole, è stato un grosso lavoro. Noi stessi ci siamo messi in regola, credo al massimo degli standard possibili umanamente. Non è stato facile, è un'altra situazione in cui le istituzioni, prima europee e poi italiane, vanno a fare qualcosa di necessario, cioè di tutelare i dati. In questo momento si tratta della cosa più sensibile che c'è. D'altra parte rendono la vita non esattamente semplice, perché non è che lo Stato abbia supportato così tanto nell'applicazione, ci siamo dovuti arrangiare. La nostra comunità professionale, le persone presenti, le persone collegate e tutti quelli che potranno trovare i materiali sul nostro sito saranno in grado di essere compliant, di applicare questo regolamento nel migliore dei modi, perché nonostante le difficoltà, nonostante qualsiasi tipo di ostacolo ci possiamo trovare di fronte, noi possiamo e dobbiamo dimostrare di essere una categoria sempre al massimo dell'applicazione delle leggi. Soprattutto adesso che siamo professionisti sanitari, dobbiamo avere standard ancora più alti. Il significato di questo grande lavoro, faticoso e lungo, è quello di metterci in condizione di essere al migliore standard professionale possibile, perché abbiamo gli occhi di tutti su di noi. Mi sono confrontato con alcune professioni storiche, per non fare nomi, per esempio psichiatri, che sono incuriositi più o meno piacevolmente della nuova partnership sanitaria che devono avere con noi e ci guardano con molta attenzione. Noi siamo qua per rispondere al massimo delle nostre possibilità. Quindi adesso benvengano tutte le domande, chiariamoci tutti i possibili dubbi e andiamo ad applicare le leggi e soprattutto a fare la nostra professione nel miglior modo possibile. Grazie di essere venuti e grazie di essere stati qui con noi e grazie per utilizzare tutti i materiali che vi abbiamo messo a disposizione e essere sempre al massimo. Buona serata e avanti con le domande. Possiamo interessare la segreteria organizzativa? Sì, adesso Matteo? Adesso chiediamo un attimo alla segreteria organizzativa se... Intanto se c'è una domanda porto io il primo. Le domande via chat anche che stanno arrivando. Ci sono domande via chat? C'è una domanda là finché arriva Ilaria. Pensimi. Ah, eccoti qua. Dopodiché lo prendi te. Tanto ce l'avevo in mano io come un testimone. Grazie. Salve, ci sono delle volte in cui alcuni di noi lavorano in coppia o con più di uno psicologo ed è uno studio privato, però se io faccio una terapia di coppia e sono con una collega, una di noi dobbiamo darci vicendevolmente l'incarico o che ne so io. Allora, diciamo che bisogna capire chi ha il rapporto contrattuale con il paziente. Se ce l'avete entrambi, siete entrambi titolari, sarebbe l'ipotesi del contitolare di cui parlavamo prima. Ok, perfetto, contitolare. Sì. Perfetto, Sì, sì. Grazie. Niente. Sì, buonasera. Buonasera. Una domanda rispetto alla strumentazione informatica di cui si è accennato prima. Se utilizzo per salvare i dati una strumentazione open source, io non so questi dati effettivamente in quale paese sono salvati. Devo chiederlo. Devo chiederlo a chi fa effettivamente la conservazione per mio conto. Devono rilasciarmi un documento. Okay. E devono essere obbligatoriamente entro l'Unione Europea? No, allora il problema è che possono essere anche al di fuori, sì. Non cambia niente dal punto di vista della tutela, però se sono al di fuori del Stato italiano, quindi che sia Unione Europea o anche al di fuori, ne va comunque dato atto nell'informativa, quindi in realtà nella bozza di informativa che avete questo dato non risulta perché sembrava un'ipotesi un po' remota, se devo dire la verità, ed eventualmente nel registro dei trattamenti. Quindi lo esplicito rispetto a... Prima prendo contatto con
Ho capito. Se è open source però non ho la licenza. Cioè non mi viene rilasciato nessuna dichiarazione da parte ma se uno non deve averla il problema non si pone, il problema è sulle cose che sono effettivamente che non dovrebbero avere un contratto di licenza e il contratto di licenza non c'è, insomma, ma in questo caso no, è solo un problema di dove effettivamente avviene la conservazione dei dati. Quello si va chiarito. In ogni caso devo prendere quindi contatto con Sì. Un'altra domanda, se posso, poi chiudo. Rispetto invece al documento del consenso, si diceva solo nome e cognome. Se io ho un primo contatto telefonico per lungo tempo e dopo incontro la persona, per sapere che effettivamente è la persona che dichiara di essere, posso chiedere anche, non so, un altro dato, come potrebbe essere carta di identità, il numero? Sì, ma lei lo può chiedere senz'altro, però il problema è che nell'informativa non è opportuno che vengano indicati dei dati ulteriori, perché sennò effettivamente ho il problema poi dell'aggiornamento del dato, che lei potrebbe scrivere quello che vuole nell'informativa, utilizzarla, andare a inserire tutti i dati che vuole della persona, però è un problema suo pratico che dopo deve andare ad aggiornare i dati che sono contenuti in quell'informativa. Perfetto, grazie. Niente. E volevo chiedere un'informazione rispetto a quando qualcuno chiama per un appuntamento ma già al telefono dà informazioni di dati sensibili. In quel caso lì io non posso fare firmare il consenso prima di ricevere la telefonata, cioè devo chiudere e dire ci vediamo all'appuntamento. Non mi dica altro, non ci stanno registrando. No, anche perché spesso le mamme ad esempio chiamano e scaricano un insieme di informazioni molto dettagliate. Per cui non so, mi chiedevo, ecco. Allora diciamo cerchiamo di far tutto con un po' di buon senso, insomma, quindi per carità speriamo che nessuno in quel momento stia registrando la nostra chiamata per controllare se stiamo mandando l'informativa, cioè se devo dire la verità, insomma sì, mi sembra un po' eccessivo, stiamo tranquilli, dai. Perfetto. E anche rispetto ai confronti, invece, qualora ci si confronti con un altro professionista, ma non si diano informazioni rispetto ai dati, cioè parlo anonimamente. Non è un problema, non devo fare nessun conferimento di incarico. Grazie. Niente. Qui in mezzo, siccome vi guardavo negli occhi, avete tutto chiaro, proprio Bene, andiamo qua. Vi ho guardato meno. Salve, io ho una domanda in merito al DPO. Sì. Può essere lo stesso del responsabile o deve essere per forza diverso? È una persona diversa per forza di cose, perché il responsabile ha delle responsabilità, il DPO ha un dovere di vigilanza sull'attività del responsabile. Che può comunque essere interno? Può essere interno o esterno. Ok, e l'altra domanda è, nel momento in cui io devo Basta fare... che sia indipendente, cioè il requisito che è richiesto è che sia una persona che ha una capacità, ovviamente una conoscenza della materia, intanto, che magari ha acquisito studiando e partecipando ai seminari che l'ordine organizza, ma oltretutto che abbia una sua indipendenza di valutazione, che non sottostia in maniera pressante all'autorità del titolare e del responsabile. Questo è un po' il problema, perché sennò cosa vigila? Cioè nel momento in cui dice guarda che qua non va bene, il titolare dice ti tasi, insomma mancano i requisiti. E l'altra domanda è, a parte che da quello che ho capito abbiamo ancora tempo per fare tutto. Sì. Però nel momento in cui io devo comunicare al garante, il responsabile attualmente, da quello che so, non c'è ancora predisposto questa c'è già. Per il DPO però, non per il responsabile, cioè il responsabile del trattamento dei dati, che io non chiamo mai responsabile per non far confusione con l'altra figura, lo chiamo DPO appositamente. Hanno messo online forse un paio di giorni fa proprio il modello di comunicazione. Lo dico a chiarimento degli altri che dicono di cosa stiamo parlando, cosa devo comunicare al garante. In realtà non devo comunicare niente se non devo fare una nomina di DPO, però se sono una struttura che fa la nomina del DPO, quell'organo di vigilanza che abbiamo detto in realtà negli studi monoprofessionali normalmente non si nomina, questa nomina va comunicata al garante,
c'è una comunicazione informatica con firma digitale e via dicendo che va fatta. Ecco, stiamo parlando di questo, quindi non vi spaventate, se non avete DPO non avete comunicazioni da fare al garante. Quindi nella piccola media impresa o società cooperativa con pochi soci devo fare la nomina del DPO oppure no? Allora, sarebbe consigliabile? Sarebbe consigliabile se iniziano a esserci, se la struttura inizia a essere complessa con più operatori, non è obbligatoria perché magari non abbiamo i limiti dimensionali previsti dal regolamento, però diventa consigliabile. Perfetto, grazie. Niente. Sì, avrei diverse domande. Allora, una domanda è la tempistica. Adesso il 25 entra in vigore e quanto tempo abbiamo a disposizione per poter aggiornare, leggere, sistemare, insomma, appunto anche le modulistiche? Allora, in realtà il 25 maggio entra in vigore il regolamento, quindi se il 25 maggio, per assurdo, disgraziatamente, non c'è il controllo del garante, perché il garante è un po' la coda di paglia, perché non ha fatto la normativa, cioè il garante e il governo non hanno fatto la normativa di coordinamento, non è ancora pubblicata, siamo qui che parliamo di governo da non so quanto tempo, e quindi voglio dire, non è che adesso ci vengono a fare il controllo e ci applicano le sanzioni, perché insomma mi pare sarebbero poco credibili. Il problema è nel momento in cui ho delle ipotesi di effettivamente violazione di dati, cioè se io il 26 maggio perdo la famosa cartella con le schede dei pazienti, obiettivamente uno dice beh, vige già il regolamento comunitario, devo fare la comunicazione di data breach al garante? Quella devo farla. Okay? Quindi è ovvio che a quel punto lì è bene accelerare perché magari è successo anche qualche cosa di particolare, se no io dico con serenità, ma questo non vuol dire che arriviamo a Natale. Okay? Con serenità vuol dire che il 25 maggio non succede niente, il 2 giugno neanche per capirci, però insomma vediamo di andare in vacanza con le cose a posto insomma quest'estate, perché sarebbero i tempi, insomma ci sono, anche perché alla fine tutto sommato almeno le prime cose, l'informativa pazienti col consenso nuovo, le nomine ai responsabili facciamole subito, le cosiddette misure sufficienti che poi devo invece andare a censire nel registro dei trattamenti, non fatele sotto l'ombrellone perché francamente è una pena, però anche se le fate più avanti, per carità, secondo me il registro dei trattamenti lo potete fare anche al ritorno dalle ferie, intanto però magari iniziate a censire quelle misure che dovete adottare e adottarle in concreto, perché obiettivamente dovreste già averle. Ma vi dirò di più, che le misure sufficienti, se voi aveste oggi un impianto privacy che fa riferimento al 196 che oggi è vigente, sono alla fine le misure minime previste dal codice privacy, quindi non è un problema di 25 maggio o no, è un problema che se io non ho fatto tutte queste monitoraggio della sicurezza informatica, della sicurezza dei dati e via dicendo, vuol dire che non ero a posto neanche prima col 196. Sì, le facevo questa domanda perché sto pensando dei pazienti che stanno concludendo la terapia, sì? Cioè mi rimane l'ultimo colloquio o quasi, insomma, ai primi di giugno, sì. E quindi mi chiedevo se consegnargliela oppure sì, no. Sì, gliela consegni perché lei comunque farà conservazione dei loro dati per i prossimi 5 anni. Ok. Ecco, qui c'è la questione appunti piuttosto che cartella, nel senso che io ascolto i pazienti, non prendo appunti quando loro mi parlano, poi posso avere degli appunti miei, ma sono appunti. Sì. Allora, nella precedente informativa mettevo la dichiarazione, quella generica, no? Quindi archivio cartaceo informatico, perché qualora avessi, ecco, gli appunti che sono appunti, c'è il problema, come dire, si rompono, si strappano quando si finisce il trattamento perché sono appunti sì. Nostri. Mm-hmm. Come si deve fare? Allora, diciamo che l'importante è che dobbiamo guardare qual è lo scopo, no? Anche il codice deontologico nel momento in cui dice per 5 anni dopo la cessazione del trattamento devi comunque conservare i dati. E per quale motivo? Perché se il paziente dopo 2 anni si rimanifesta, io devo avere dei documenti
documenti che mi consentano di ricordare chi è, che problemi aveva e che tipo di percorso abbiamo fatto insieme. Quindi delle carte di lavoro probabilmente le ho conservate, la logica è semplicemente questa. Se poi uno si fida della propria memoria e dice ma io tanto per 5 anni sicuramente non dimentico nulla di quella persona e mi vado eventualmente a scrivere gli appunti nuovi o gli faccio una relazione se mi chiede una relazione senza aver bisogno di documentazione, va benissimo, nessuno le dice che deve avere della documentazione formale di qualche tipo. Sì. Bisogna che facciamo col microfono, se no non la sentono. Sì. Avrà delle altre domande, magari no? Sì, sì. Sentiamo, perché forse così la dottoressa magari va a completamento con... Sono molto emozionato perché abbiamo le domande via chat. Ah, ok. Per la prima volta siamo alle domande che arrivano da casa, una cosa fantastica. Dipende però Quindi, che tipo di dispositivi hanno utilizzato, perché magari adesso ci fanno delle domande in violazione del GDPR e ci mettono in crisi. entra in vigore tra 2 giorni. Ma così non ho imparato anch'io. Scusa Allora, Alessandro, siccome la dottoressa si voleva fare una domanda che si interfacciava, possiamo... come no? Perché sennò la dottoressa... Eccoci qua, Eccola pardon. qua. Volevo un attimo mettere a fuoco tutto Sì. quello che è stato detto. Sì. Allora, io ai pazienti ho fatto firmare da tanti anni, insomma, sulla legge della privacy, dove loro davano il consenso al trattamento dei dati, facevo presente del commercialista che era responsabile, eccetera, con i dati relativi, e firmavano, questo era l'articolo 7 forse, se non mi ricordo. L'articolo 7 i diritti dell'interessato nel vecchio Sì, 196. esatto, esatto, questa. Poi è venuto fuori la nuova, io ho usato quello che aveva mandato lei e mi è capitato un solo paziente, per cui ho fatto il trattamento, c'è la richiesta di consenso al trattamento. Poi c'era stato precedentemente quello della... aspetta, adesso mi sfugge. Adesso sì, comunque... del progetto tessera sanitaria, Sì. per cui se accettavano o meno, eccetera. Di tutti Di questi tutto documenti questo, che abbiamo. di tutto questo oggi noi abbiamo 2 documenti che dobbiamo salvare. Sicuramente il consenso informato, però attenzione, è consenso informato al trattamento clinico, non c'entra niente col consenso informato al trattamento dei dati ai fini privacy, ok. che è tradotto quel preventivo o lettera d'incarico che abbiamo visto insieme l'anno scorso in Esatto, autunno. esatto. Benissimo. E quello in realtà riepiloga un po' tutte le normative, tranne la privacy che va tenuta necessariamente separata. Ecco, io Quindi, l'ho fatto separatamente, ma la privacy del vecchio, diciamo, ecco, articolo e adesso 196. facciamo la privacy nuova e quello lo teniamo. Quindi sempre 2 documenti, in realtà non abbiamo aumentato i numeri, dai. manco mal. La fattura elettronica diventa obbligatoria il prossimo anno? 1 gennaio 2019, tranne per chi ha regimi Ne agevolati. parleremo. Di fattura elettronica una cosa alla volta che è anche a massa. Le domande da casa, Sì. sono seduto come Maria. Allora, per i minori, Sì. dato che è stato consigliato di non aggiungere il coniuge o altri dati che potrebbero cambiare, Sì. è sufficiente la firma di uno solo dei 2 genitori? Sulla privacy, sì, ma cioè questa cosa qui l'avrò spiegata 200 milioni di volte. Ma entrambi i genitori dal punto di vista clinico è pericoloso, quindi è una domanda legittima. No, allora, abbiamo appena detto, ritorniamo sul discorso delle 2 firme. Lettera di incarico con dentro tutte le altre normative tranne la privacy e privacy. La firma sulla privacy per il trattamento dei minori può essere anche esclusivamente di un genitore, perché è una firma legale e uno che esercita la patria potestà firma uno per entrambi.
Sì, perché il problema del codice deontologico che prevede che nel trattamento dei minori ci sia l'obbligo di firma di entrambi i genitori, per chi ha adottato il format che abbiamo distribuito l'anno scorso in autunno, c'è sulla lettera di incarico. Quella è una cosa diversa, è un consenso al trattamento terapeutico, non un consenso al trattamento dei dati ai fini privacy. Quindi non dobbiamo confondere i due documenti. Poi voglio nella privacy metterci le firme dei due genitori? Ci metto le firme dei due genitori, e nel caso della domanda che fa la collega o il collega da casa, è ovvio che se poi ho messo nome e cognome della mamma e del papà e poi la mamma e il papà scrivo che sono coniugati, se scrivo che sono genitori rimarranno sempre genitori di quel povero Cristo, e quindi non è un dato che cambia. Se scrivo che sono coniugati e poi si separano, il dato cambia, ma forse non devo scrivere che sono coniugati, va bene lo stesso. Okay. Però il problema della doppia firma c'è sul consenso al trattamento terapeutico, non il consenso al trattamento dei dati ai fini privacy. Quindi sono d'accordo con lei che ci vogliono le due firme, il codice deontologico articolo 31 lo prevede, ma lo metto nella lettera d'incarico fuori dalla normativa privacy. L'ho già messo in modo un po' così funzionale in quella cosa che ci hanno così servito con la legge della concorrenza l'anno scorso, e ho messo lì tutto quello che poteva essere obbligo informativo nei confronti del paziente. Adesso ci rimane fuori solo la privacy. Okay. Poi, per i pazienti con cui si è già finito il trattamento e non si vedono più, è necessario fare qualcosa? Ma no, è cessato il trattamento, basta, insomma. Poi abbiamo è quasi paranoica la terza e ultima, la terza e ultima è di un collega che definirei ermetico, perché domanda dove si trovano questi dati. Ma francamente faccio fatica anche a capire il significato della domanda. I dati domanda, nel senso probabilmente immateriali, diciamogli sì, che si troveranno a partire da giovedì sul sito dell'ordine. Non domani? Domani l'Antonella mi ha detto che non è possibile perché siete chiusi per formazione, l'ho sentita prima. Secondo me, allora, diciamo giovedì, io penso domani perché Laura è in sede, la professoressa del corso. Se non domani, cosa probabile, giovedì sicuro, garantito al limone. Okay. Qua c'erano due persone che volevano fare... Poi venite. Poi c'era un altro allora una sola e poi andiamo di là. Per par condicio andiamo sull'ala destra perché qua sta parlando la sinistra, sono periodi difficili. Velocissima. Okay. Allora, se io ho fatto un contratto, ad esempio, per una psicoterapia, un anno, e il lavoro prosegue per un anno e un mese, sì, come devo comportarmi rispetto all'atto formale in cui era stato fatto il contratto di un anno nei tempi indicati? Il contratto, lei sta parlando della lettera di incarico professionale dell'autunno, quella esatto, di prima. Sì. Dovrei andare a integrare quella lettera. Sì. Perfetto, grazie. Niente. Io partirei da in fondo perché ci sono delle mani alzate che... Sì, ecco, se qualcuno ha più studi, situazione nuova per me, magari opera in due studi diversi e quindi spesso, come succede probabilmente anche ad altri colleghi, in realtà le cartelle cliniche vengono conservate a casa e non in uno dei due studi di lavoro. Quale indirizzo va poi inserito sull'informativa privacy? L'indirizzo di casa, di residenza? Ma lei nell'informativa privacy non dice dove conserva le cartelle. Ah, ok. Lei scrive solo l'indirizzo del suo studio. Ok, e uno ne sceglie uno e va bene lei così. potrebbe anche mettere in una cassetta di sicurezza in banca, cioè adesso dico una scemenza, però non è un problema. Grazie. Per i colleghi che hanno un contratto libero professionale con una scuola, esempio, colleghi che hanno un contratto per lo spazio ascolto degli adolescenti, altri che hanno anche un contratto che è spazio ascolto per gli adolescenti ma anche spazio ascolto per i genitori, collaborazione con gli insegnanti. L'altra possibile contratto, che forse però esula, è i corsi di educazione all'affettività e alla sessualità.
Volevo un po' sapere come i colleghi dovrebbero... Allora, secondo me è più prudente pensare, però è un problema della scuola, se devo dire la verità. Questo, che cosa i colleghi devono, nel momento che firmano un contratto di collaborazione con la scuola, che cosa devono chiedere alla scuola, all'istituto comprensivo, per essere tutelati nel loro lavoro? La scuola dovrebbe fargli una nomina in qualità di responsabile al trattamento dei dati. Fino ad oggi potevamo dire che era sufficiente una nomina come incaricati, oggi diventano responsabili perché comunque c'è raccolta di dati e francamente diventa difficile pensare che siano dati anonimi perché insomma poi si sa. Questo, dottoressa, indipendentemente dalle ore della prestazione o della durata? Sì, assolutamente sì. Ovviamente la responsabilità riguarderà la conservazione dei dati delle persone che accedono ai vari servizi. La conservazione di questi dati è compito del professionista o della scuola? Beh, allora, secondo me è assolutamente compito del professionista, Perfetto. ma qui non è un problema privacy, è un problema diverso perché stiamo parlando di dati della salute e la scuola non è mica un professionista. Ok, grazie. Niente. Salve, in caso di audio-video registrazione dei colloqui, posso inserirlo sulla lettera d'incarico o mi devo far fare una terza firma? Nell'informativa, va inserito nell'informativa. Inserisco nell'informativa e sono a posto. Assolutamente sì. Benissimo. Poi il Grazie problema mille. è la audio e video conservazione di quei supporti che devono essere Certo, a me in chiavetta integri. sotto chiave. Perfetto. Grazie. Non ho capito bene come rendere anonimi i dati nel tenerli poi per i 5 anni. La pseudonimizzazione. Ecco, sì. Quella lì. Allora, in realtà il dato pseudonimizzato non è un dato anonimo, è vicino all'essere reso anonimo, ma non è anonimo perché comunque pur con un meccanismo, diciamo un trattamento particolare, si può condurre all'identificazione del soggetto. Però diciamo che se io a un certo punto, faccio un esempio ma proprio banale, ho una determinata cartella con dei dati di una persona dove non ho il suo nome e cognome, non ho i suoi dati di contatto, ho solamente gli appunti che lo riguardano, non ho il codice fiscale, i dati identificativi di quella persona, nel momento in cui voglio pseudonimizzarli, che cosa faccio? Molto semplicemente decido che quello è il paziente numero 1, per capirci, quindi posso e andrò a dare un tenere numero. in un posto separato un elenco dove scrivo che il paziente 1 corrisponde a Mario Rossi, il paziente 2 a Rita Bravi e via dicendo. Ok, chiaro, perfetto, grazie. Sì. È più semplice. No, perché anche io mi stavo ponendo questo problema, per esempio anche in relazione ai test. Io per esempio che sono nel campo della neuropsicologia, ho tanti test, quindi comunque nel test c'è anche una data di nascita per calcolare, eccetera. Quindi sì, alla fine effettivamente, cioè, comunque se viene mantenuto una corrispondenza con un numero, c'è comunque una corrispondenza. C'è una corrispondenza non che so però... bene come formulare la domanda, ma stavo cercando di capire. Perché Allora, effettivamente, se nel test i dati conservati non consentono l'identificazione diretta dell'interessato, io cosa dobbiamo partire da questo presupposto, perché se invece ci sono non riesco neanche a renderli né anonimi, neanche in forma di pseudonimo, voglio dire, neanche quindi in forma transitoria. Lo pseudonimo è un modo per rendere anonimo il dato in forma transitoria, mettiamola così, per il periodo in cui ho deciso di tenerlo anonimo. E quindi che cosa devo fare? Devo semplicemente, è ovvio che prima o poi riesco a ricondurli ad un interessato, anche perché se no non avrebbe nessun senso che li conservassi. Li sto conservando perché magari mi servono, voglio dire, quindi devo sapere di chi sono. Però lì il concetto qual è? È che se io ho i test a computer, ok? Sono riuscita a pseudonimizzarli perché ho fatto questa operazione, chiamiamola di codificazione, no, dei pazienti, e a un certo punto ho un'intrusione da parte di un hacker che a un certo punto fa partire i test. In realtà quel test lì non si sa di chi è, quindi è molto più tutelato piuttosto del test che ha un suo nome e cognome.
Lei poi nel momento in cui ha bisogno di risalire a chi è quel test avrà in un cassetto che tiene a casa invece che in studio l'elenco con i codici per decodificare, no? E capire che il numero 1 corrisponde a una cosa e il numero 2 dico i numeri perché mi viene più intuitivo, però uno può usare un altro sistema. E questo ovviamente, domanda stupidissima, ma per tutto quello che è il pregresso lo teniamo. Ma sì, anche perché questa è un'ipotesi che è stata prevista dal regolamento comunitario, quindi insomma adesso, tra l'altro è un suggerimento, non è un obbligo, è un modo per in qualche modo, è una misura, perché questo è un problema oggettivo, è una di quelle misure che noi possiamo considerare sufficienti per garantire una conservazione anche oltre il trattamento che comunque tuteli effettivamente in modo più pregnante la privacy dei pazienti. Ok, grazie. Allora, rispetto agli pseudonimi, io faccio così già direttamente da quando ho in carico il paziente, quindi li cripto. A questo punto io sto trattando dati sensibili o sono anonimizzati? No, allora li sta trattando lo stesso perché comunque è possibile risalire al soggetto interessato, non è anonimo in questo senso. Quindi l'informativa è esattamente... Però è molto più prudente e va benissimo. L'informativa è esattamente la stessa, uso le stesse cose anche sul telefono per quanto riguarda il numero del paziente e va messa quindi anche nel registro del trattamento, si chiama? È una di quelle forme di sicurezza che vanno magari indicate. Esatto, faccio questa cosa e quindi è premiale sicuramente nella valutazione. Grazie. Niente. Nel caso di perizie per il tribunale, ad esempio, dove c'è sia CTU che CTP, se ad esempio un CTP viene a conoscere dei dati e dopo test e altre cose, come si possono conservare? E poi oltretutto il rapporto con l'avvocato, come può essere cioè come si possono proteggere i dati? Allora, diciamo che è diverso ruolo come CTU e come CTP sono ben diversi, perché in realtà il CTU ha un incarico dal tribunale, quindi ha un'autorizzazione a monte che gli viene dal tribunale di andare. La fonte non è il consenso dell'interessato, la base giuridica del trattamento, ma in realtà è proprio il fatto che ha un obbligo nei confronti del tribunale di rispondere ad una prestazione professionale che gli viene richiesta e quindi lì tutto sommato non deve fare nulla nei confronti dell'interessato, se non ovviamente garantire da un punto di vista di segreto professionale ovviamente quello che sono i dati che va a raccogliere. Il consulente tecnico di parte invece è una figura che ha più obblighi da questo punto di vista perché è un consulente dell'interessato che raccoglie dati dall'interessato e quindi deve acquisire da lui il consenso al trattamento, ma nel momento in cui gli conferisce l'incarico, esattamente come fosse un paziente, gli darà anche il consenso. Ma ho dati di altre persone che non hanno dato... Cioè io ho dati dell'altro, di persone che si inseriscono all'interno della perizia, cioè ho diversi dati e poi oltretutto passando all'avvocato, passando la relazione, io poi come faccio a conservare? Allora, diciamo che nel momento in cui intanto bisogna capire ovviamente se stiamo parlando per esempio di una perizia in ambito penale dove ci sono magari delle differenze rispetto all'ambito civile che spesso voglio dire nel vostro ambito siamo più nell'ambito del penale, quindi c'è un problema di anche comunicazioni di dati a autorità competenti e via dicendo che prescinde dal consenso dell'interessato. C'è diciamo così, un interesse superiore rispetto a quello della persona di cui si stanno trattando i dati che deve essere tutelato in via giudiziaria, eventualmente anche in sede penale, quindi prevale su tutto. Facciamo l'esempio di un minore, per esempio, per il quale c'è un procedimento penale a carico di un genitore o comunque un accertamento a carico di un genitore. Il genitore passa in secondo piano rispetto all'interesse legittimo effettivamente in questo caso del minore. Quindi la base giuridica cambia, potrebbe essere una base di interesse legittimo dell'interessato piuttosto che di consenso invece dei soggetti coinvolti nel trattamento. Poi il problema ovviamente di andare a condividere con altri questi dati, sicuramente questa condivisione avviene nell'ambito di un rapporto professionale dove comunque c'è
in tutti i professionisti coinvolti una copertura data dal segreto professionale di ognuno, quindi francamente sì, è ovvio che c'è una condivisione e si può eventualmente fare un documento dove ci si dà atto di una responsabilità reciproca nella conservazione di questi dati di cui si discute insieme, però la finalità lo rende necessario, quindi francamente non bisogna più di tanto preoccuparsi. Una conferma veloce, il consenso va dato in copia anche al paziente? Sì. Certo. Diciamo, vorrei dire che più che il consenso l'informativa, perché è quella che diventa più importante. Se voi vedete come è stata strutturata, è un'informativa in 2 pagine, un consenso sulla terza, quindi uno potenzialmente può dare anche solo le prime 2 e lascia stare la terza pagina, però insomma se uno la dà intera, insomma no. Ho 2 quesiti. Sì. La lettera d'incarico, chi la fa e qual è il contenuto? Cioè c'è un facsimile già fatto? La lettera d'incarico, parliamo legge sulla concorrenza. Sì, c'è una bozza di facsimile che trova sul sito dell'ordine in area riservata. Chi la fa? Chi le conferisce un incarico. Lei fa diciamo che è stata proposta nella forma del preventivo, quindi è lei come professionista che scrive una lettera al paziente dove dice qual è la prestazione che le viene conferita, qual è il costo della prestazione, un po' tutte le cose che la normativa ci richiede di inserire e che si fa firmare per accettazione e conferimento dell'incarico. Ed è obbligatorio farlo? Obbligatorio farlo per iscritto dal 29 agosto dell'anno scorso. Ok. Per quanto riguarda il consenso informato al trattamento clinico, io di solito lavoro facendo 2 o 3 incontri preliminari da cui poi scatta eventualmente una psicoterapia oppure non scatta niente. Abbiamo un minuto. Cioè io devo far firmare questo consenso anche se il paziente viene solo per avere delle informazioni o per spiegarmi qual è il problema, anche se non faccio già dal primo incontro un trattamento che ha un nome specifico che si chiama psicoterapia o qualcos'altro? Sì, perché è un obbligo trasversale che è stato previsto per tutte le professioni a prescindere dall'attività, per tutte le professioni ordinistiche, quindi non è legato a un trattamento prolungato, è legato ad un'esecuzione di una prestazione professionale. Allora, siccome qua so che è sempre così, facciamo sempre un po' fatica perché so poi voi vi affezionate, non volete andare a casa, però se avete quesiti ovviamente o al servizio di consulenza fiscale o al servizio di consulenza legale indifferentemente scrivete all'ordine e andiamo a chiarirli a tempo debito. Mi raccomando, A voi. Scrivete più che telefonare perché le linee rischiano di intadarsi. Rispondiamo.